In maniera molto veloce e poi lasciarvi liberi in questo venerdì di lavoro comunque. Io sono Emilia Laugelli, sono psicologa, psicoterapeuta, dipendente del ULSS 4 Alto Vicentino e dal 2012 sono stata incaricata dalla Regione Veneto a gestire il servizio inoltre. A me il compito oggi di spiegarvi che cos'è questo servizio e soprattutto motivare le finalità di questo convegno. Intanto voglio salutarvi e ringraziarvi per la presenza. Un benvenuto a tutti i cittadini, alle autorità, ai politici, ai relatori, soprattutto a chi in questi mesi si è preso carico a vari livelli delle conseguenze di questa crisi finanziaria che si è abbattuta nel nostro territorio. Oggi con questo incontro vorremmo portare un contributo di analisi di quanto successo, dell'impatto della crisi bancaria, ma soprattutto una riflessione etica e una proposta di traiettoria di sviluppo e di collaborazione. Per iniziare do subito la parola all'assessore regionale Lazzarin, che è assessore al sociale, che ha accettato di presenziare questo incontro e che nel momento in cui il governatore Zaia era delegata per questa collaborazione si è resa molto disponibile ad accompagnare il nostro percorso, nel rispetto sempre delle competenze di ognuno e con l'obiettivo di portare un contributo alla comunità veneta. Per cui assessore do subito la parola. Buongiorno, io molto volentieri porto il saluto mio personale alla Regione del Veneto. Quando ci è stato proposto appunto di accompagnare non tanto nell'organizzazione ma patrocinare, quindi accompagnare diciamo così questo convegno, abbiamo risposto subito molto volentieri perché chiaramente è una delle tematiche che la Regione sta affrontando da un po' di tempo a questa parte. È una tematica attuale, una tematica che sappiamo ha coinvolto in maniera molto forte i nostri territori e la Regione del Veneto, il Consiglio tutto insomma si è subito attivato per cercare di dare un segnale che vuole essere un segnale di vicinanza, un segnale di attenzione. Quindi nel corso, voi sapete insomma di questo ultimo anno, a seguito appunto delle note vicende, è stata istituita presso il Consiglio regionale una commissione di inchiesta che sta ormai ultimando anche i lavori e quindi ha audito un po' tutti i soggetti interessati, tutte le parti, per poi formulare un documento finale da approvare poi in Consiglio regionale, che poi sarà anche un documento che verrà inserito in quelle che saranno le linee che la Regione insomma ha voluto indicare. Per proprio dare un segnale insomma di vicinanza, diciamo così, a chi è stato coinvolto in queste triste vicende che hanno visto i nostri territori, soprattutto l'area vicentina, veronese in parte, trevigiano, insomma, coinvolti in maniera molto forte. Quindi, come voi ben sapete, ricordate, è stato stanziato un fondo in fase di bilancio di previsione 2016 per, diciamo così, dare una mano, un aiuto, un supporto legale nelle vicissitudini appunto che ci saranno, e la commissione d'inchiesta sta lavorando appunto assieme agli organi di giunta e quindi agli organi appunto regionali per poi capire i criteri sul come poi mettere in piedi questo fondo che è stato costituito. Questo a testimonianza insomma sicuramente che è una vicenda che ha coinvolto in maniera molto forte la nostra regione, il nostro territorio e soprattutto le ripercussioni sociali. Io assessore delle politiche sociali appunto che ricopro questa carica, soprattutto ripercussioni sociali sul nostro territorio, e credo che l'approccio che vogliamo oggi dare, che si vuole oggi dare con questo convegno dove io sono un'ascoltatrice e quindi proprio per cercare di capire i numeri, le evoluzioni, insomma gli studi, le analisi che sono state fatte, proprio per cercare appunto di avere quell'attenzione che ci viene chiesta. Attenzione che il Veneto ha voluto già porre in altre situazioni, lo ricordava la dottoressa Laugelli,
con il modello inoltre che è nato appunto nel 2012-2013, quando diciamo c'era una situazione economica molto difficile, tuttora non è che oggi purtroppo possiamo dire che la situazione economica di crisi sia superata, però sappiamo insomma c'era un momento in cui i suicidi legati agli imprenditori, alla classe imprenditoriale insomma rappresentavano una percentuale molto forte. Lì c'è stata appunto la lungimiranza dell'US 4 della dottoressa Laugelli insieme ai suoi collaboratori di mettere in piedi questo sistema che diventava proprio un presidio del territorio, le sentinelle diciamo così del territorio, che una voce in ascolto, una voce qualificata, competente, che sapeva prendersi in carico della persona in difficoltà e accompagnarla nelle varie fasi. Ci siamo resi conto che la stessa cosa stava succedendo ultimamente proprio per la problematica legata alla questione delle banche. Infatti credo che i numeri che poi vedremo parlano effettivamente di molti contatti che vanno anche in questa direzione, in cui la presa in carico della persona in difficoltà, ma anche il semplice gesto di accompagnamento, di ascolto, oltre chiaramente alle azioni concrete che si vorrebbero mettere in piedi, che si stanno cercando di mettere in piedi in parte per quanto la nostra competenza insomma lo possa permettere, diventa un momento importante e diventa quindi un momento importante proprio in quella che è la prevenzione, come è stata definita, l'ho vista insomma nella docantina, alla salute. Credo che su questi sono dei temi su cui noi oggi ci confrontiamo, su cui oggi sempre più spesso dobbiamo diciamo così, porci delle questioni, perché la prevenzione in tutti i suoi aspetti insomma diventa il cardine per tutte quelle che possono essere le nostre politiche sociali, e in questo caso prevenzione alla salute, al malessere che può nascere, suscitare a seguito di accadimenti di questo tipo o di altro tipo, va nella direzione effettivamente di una società o una comunità, visto che voi dal titolo comunità per azioni, quindi usate il termine di comunità, va nella direzione appunto dei compiti che una comunità dovrebbe avere e dovrebbe prendersi nei confronti dei propri cittadini. Io quindi ringrazio, perché è un altro, diciamo così, elemento che ci può anche aiutare anche a noi per poi mettere in atto pratiche ma anche progettualità che vanno in questa direzione. Allora, il servizio inoltre nasce nel giugno del 2012 sul volere del governatore Zaia, in un momento in cui la cronaca non faceva altro che elencare le morti per suicidio degli imprenditori veneti. La Regione in quel frangente ha voluto offrire ed aggiungere a quelli già esistenti un ulteriore nuovo servizio sanitario con funzione di consulenza, di ascolto e di presa in carico, oltre che di connessione con tutti gli altri servizi esistenti nel territorio. Da quel 12 giugno del 2012 della delibera di giunta lavoriamo ininterrottamente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Siamo un'equipe costituita da 12 psicologi, io ne ho la responsabilità, ma gli operatori appartengono all'Università di Padova, del Dipartimento di Psicologia Applicata, guidati dal professor Giampiero Turchi, che ne ha la supervisione scientifica, e sono coordinati dalla dottoressa Diletta Cigolini. Regione, quindi ULS 4, di cui sono dipendenti università, hanno prodotto un modello innovativo, tanto che in Italia è l'unico servizio di questo genere voluto e finanziato dalla Regione. La centrale operativa è l'ospedale Alto Vicentino a Sant'Orso, gli operatori però lavorano in tutto il territorio veneto, spostandosi per i colloqui e le consulenze in tutte le 7 province. Il servizio quindi contempla questo centro di ascolto regionale in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso un numero verde che è l'800 334343, a cui rispondono gli operatori, psicologi formati specificatamente per la gestione delle emergenze e per la definizione delle esigenze del cittadino che chiama. Nelle situazioni più critiche e articolate, non gestibili efficacemente con un solo accompagnamento telefonico, al cittadino viene proposto di iniziare un percorso con un operatore psicologo dedicato sul territorio. Sono gli operatori che si spostano e vanno verso l'azienda, la casa privata, un luogo informale. Entro le 48 ore o prima, sulla base del grado di rischio suicidario valutato attraverso uno strumento che è un'apposita scala
a 5 intervalli di rischio crescente, la persona viene contattata dall'operatore territoriale esperto della provincia di riferimento. L'operatore, in contatto con i servizi territoriali, costruisce insieme alla persona uno o più percorsi alternativi possibili per gestire l'esigenza che viene portata. L'operatore poi accompagnerà l'utente nell'aggancio con questi servizi, terminando quindi il suo intervento e monitorando il percorso intrapreso a scadenze programmate. L'obiettivo è quindi promuovere la salute del territorio e questo, ricapitolando, con questi 3 punti che dicevo prima. Il numero verde di linea consulenziale con gestione dell'emergenza. Da quel 12 di giugno del 2012 al 1 giugno del 2016 abbiamo gestito 2.936 chiamate. Poi le consulenze, l'accompagnamento e la presa in carico dei cittadini che dopo la chiamata numero verde hanno avuto una valutazione della situazione applicando la scheda di valutazione del rischio suicidario. E al 1 giugno 2016 395 cittadini sono stati accompagnati con incontri dedicati e consulenze a livello territoriale. E poi il coinvolgimento della rete dei servizi territoriali e l'implementazione di questa come architettura generativa di salute per gli utenti. Un numero verde avrebbe portato pochi risultati se non fosse stato pensato come punto sì di ascolto, di aggancio, ma soprattutto di occasione per iniziare un percorso. L'efficacia del servizio è quello di far parte della comunità che già di per sé vede servizi e strutture importanti, ma che se non si mettono a lavorare insieme non potranno mai vedere risultati. Ecco, il servizio inoltre fa parte della rete dei servizi territoriali che proprio a Vicenza, in sede di Assindustria nel 2014, ha visto l'adesione al protocollo operativo di tutte le associazioni di categoria e della Caritas, perché da qualsiasi parte si intercetti una persona con disagio psicologico reattivo alla situazione che sta vivendo, la rete possa essere in grado di seguirlo, avendo inoltre un punto strategico ricettivo 24 ore su 24. La Caritas è qui oggi insieme a noi per questo motivo, perché è membro della rete e ci ha aiutato a ideare e organizzare anche questo convegno. Perché abbiamo voluto questo momento e come si è arrivati a farlo? Allora, le modalità del servizio inoltre, come spiegato, la modalità operativa può offrire un contributo in tutte quelle situazioni di crisi che minano la vita della comunità. Abbiamo iniziato con la crisi economica, oggi ci troviamo con la crisi bancaria. E nel dicembre 2015, all'indomani del crollo delle 2 banche, la cronaca metteva in rilievo i sintomi di malessere, di affaticamento, di crisi e di disperazione di migliaia di cittadini veneti. In quel frangente anche il Presidente della Regione ci chiedeva di mettere a disposizione il nostro servizio per queste persone, poiché è successo quello che in psicologia definiamo trauma, sconforto, depressione, male di vivere di molti cittadini azionisti che dopo aver perso tutti i soldi all'improvviso sono precipitati in uno stato di profonda prostrazione. Nel giro di poche ore gli psicologi al telefono si sono trovati ad ascoltare storie di disperazione, storie tragiche e dolore psicologico importante, tanto da dover osservare la nascita di una nuova categoria sociale, una nuova povertà, un tipo di povertà che non esisteva neanche nei manuali di sociologia. Dal punto di vista clinico e sanitario, queste persone hanno vissuto e stanno vivendo ciò che accade dopo un disastro ambientale, tipo un terremoto, un incendio, un naufragio, quando cioè succede ciò che mai ti saresti aspettato. È un trauma provocato dalla perdita della certezza. Quando ci si rende conto di non possedere più gli averi, nonostante ci sia ancora la vita stessa ha cambiato assetto. Sono persone che avevano dato fiducia come un padre che affida ad un educatore il proprio figlio. È la cosa più preziosa che ho. Non è la situazione di chi ha investito male sapendo di correre un rischio. È stata la rassicurazione e la certezza matematica che non avrei rischiato nulla, il maggior tradimento. Se mi avessero detto che ci sarebbe stato un minimo di rischio, non avrei affidato in azioni i miei risparmi. Quindi tradimento e delusione oltre alla rabbia. Chi ci ha chiamato fino ad oggi difficilmente ha fatto ricorso legale o si è affidato alle associazioni che nel tempo si sono organizzate per fare gruppo e andare insieme. È gente che ha vissuto semplicemente per tanto
tanto o poco tempo una sorta di appartenenza ad un altro tipo di comunità, la comunità dei soci di una banca vicino casa, quella che ha visto come posto solido e certo compartecipando con l'acquisto delle azioni. La partecipazione alle assemblee dei soci aveva un significato di solidarietà, di compartecipazione attiva. Era un luogo ed un momento dove tutti gli azionisti, dal semplice operaio o contadino, pensionato o giovane figlio di papà che ha ereditato qualche migliaio di euro, all'industriale o all'avvocato, avevano lo stesso valore. Io valgo quanto te. Entrambi potevano alzare la mano ed approvare bilanci al pari del maggiore azionista. Così questo senso di appartenenza e di comunità è stato tradito ed è portatore di malessere, di male e di disagio. Sono persone che non andranno mai a fare la fila alla Caritas per un pasto, però parecchi di loro hanno dovuto rivolgersi anche a questi sportelli poiché, per esempio, avevano trasformato in azioni e magari mutui per non toccare le azioni anche gli stipendi. Nella mente quindi è avvenuto uno shock, un impatto con la realtà che non è più quella di prima. Il problema è che questi cittadini difficilmente poi potranno essere, alcuni di loro, assistiti dai servizi sociali, perché hanno qualche proprietà materiale e immobiliare, magari non vendibile, ma ciò ti impedisce di essere assistito come cittadino esigente. Le storie sono tante, ma dato che gli psicologi del team inoltre sono ricercatori e appartengono al Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, insieme col professor Turchi abbiamo voluto analizzare ciò che è successo in questi 6 mesi dall'affondo delle 2 banche venete. Quindi l'obiettivo è quello di offrire uno spaccato delle ricadute pragmatiche che il processo trasformativo in atto sta generando nella nostra comunità e quindi poter costruire insieme delle linee di gestione che possano rispondere alle difficoltà espresse dai cittadini in questo momento storico, attraverso la collaborazione tra istituzioni e servizi pubblici e privati, cioè tra tutti gli snodi della comunità. A fronte del riassetto delle banche popolari venete, il servizio sta mettendo a disposizione le proprie risorse scientifiche, anche per supportare quanti sono coinvolti nel delicato rapporto tra risparmiatori e banche e vuole offrire dunque una chiave di lettura delle difficoltà e delle esigenze che la comunità esprime. È stata quindi condotta volutamente questa ricerca che vogliamo rendere disponibile a tutti come possibile chiave di lettura di quanto si sta realizzando all'interno del territorio veneto e conseguentemente verrà tracciata una proposta di lavoro per la costruzione di una rete di servizi territoriali e l'implementazione di modalità di gestione. Il nostro desiderio è di implementare la rete di offerte di servizi dedicati e metterci a disposizione di chi ha bisogno anche della nostra professionalità. Ecco, questo è il servizio inoltre. Adesso per la struttura di queste 2 ore in cui staremo insieme ci sarà una prima parte di analisi dell'impatto sociale della crisi e degli eventi accaduti con il professor Gianpietro Turchi, docente di psicologia clinica dell'Università di Padova e appunto responsabile scientifico del servizio inoltre, e con il dottor Maurizio Crema, che deve ancora arrivare, giornalista del Gazzettino e autore del libro Banche Rotte. Una seconda parte breve di riflessione etica col dottor Paolo Frison della Caritas Vicentina e il dottor Davide Dalmaso, presidente della società Avanzi Sostenibilità per Azioni, e poi la parte nostra interlocutoria dove verranno tracciate possibili traiettorie di sviluppo. Nella brochure che avete ricevuto c'è un numero di cellulare. Se avete desiderio, le domande anche durante le relazioni, le vostre domande possono essere mandate, poi verranno registrate e ci saranno poi date le risposte. Ecco, intanto è così, passo la parola al professor Turchi per la spiegazione della ricerca che è stata fatta. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. L'ingrato compito di riuscire a descrivervi quello che è stato poco fa anticipato come appunto elaborato di questa ricerca che abbiamo condotto che analizza questi ultimi 6 mesi di accadimenti relativamente agli argomenti che ci vedono qui insieme, che sono già stati ricordati. Per aiutarci ad entrare
all'interno appunto di questa illustrazione proviamo a richiamare alcuni passaggi che sono già stati toccati. Il primo è che è stato detto dall'assessore medesimo, questo vuole essere un segnale di vicinanza a tutti i cittadini della Regione Veneto. La stessa assessora, mi perdoni se ecco, e quindi proviamo a fare un misto fra il maschile e il femminile, ahimè. Lo stesso assessore ricordava come, è già scritto nella diapositiva, si tratta di nuovi scenari di comunità, quindi cercheremo di tratteggiare le differenze che ci sono fra considerarci appartenenti ad una comunità e considerarci appartenenti ad una società. Sono due cose diverse, cercheremo di tratteggiarle perché sono delle differenze che appunto per noi hanno una forte rilevanza rispetto alla ricerca. Stiamo entrando nel merito di ciò che è stato toccato, è già stato ricordato, si tratta di una vera e propria tragedia umana. È una tragedia che ha colpito singole persone, ma ha colpito appunto tutta una comunità. Questa tragedia comporta e certamente ha tutta una serie di riverberi che sono stati anche in parte ricordati, però vorrei che questa tragedia non la consideriamo come una cosa complessa, è una cosa estremamente complicata, perché non è complessa in quanto le cose sono molto semplici. È già stato detto, è stata tradita la fiducia di persone singole, è stata tradita la fiducia di aggregazioni di persone e quindi di per sé non ha nulla di complesso, ma è un aspetto estremamente complicato proprio perché deve essere analizzato precisamente, se no non siamo poi nella condizione appunto di poter definire quali sono le strategie su cui poter intervenire. Quindi quanto vedremo fra poco riguarda proprio l'analisi per poi poter definire appunto strategie di intervento. Pertanto resteremo sul piano della descrizione di quello che fra poco appunto vedremo e non sul piano del commento degli accadimenti. Quindi cercheremo di descrivere i riverberi che questi accadimenti hanno avuto per la comunità e non di commentarlo, perché il commento appartiene a ciascuno di noi e il commento quindi rientra in quelle che sono le valutazioni che ognuno appunto può fare singolarmente o associandosi con chi ritiene opportuno. Per noi appunto questa è una distinzione estremamente rilevante, se no non si riesce a cogliere, non riusciamo a trasferirvi quella che è il valore appunto che noi riteniamo che possa avere appunto l'analisi di quello che è l'esistente, cioè come si è riverberato nella comunità quelli che sono appunto gli accadimenti. Ultimo aspetto introduttivo, è stata usata l'espressione shock, rappresenta quello che è accaduto, un vero e proprio shock che non è solo singolo ma appunto comune. Quindi incominciamo ad addentrarci appunto all'interno di quello che è l'aspetto di analisi. Allora, prima di tutto interazione. Perché interazione? In quanto è attraverso l'interazione che noi riusciamo a costruire una realtà in comune. Se non si interagisce, appunto, una realtà in comune non ne possiamo disporre. Ognuno di chi è presente, relativamente agli accadimenti, e quindi rispetto alla banca con cui aveva a che fare o ha ancora a che fare, ha interagito con diverse figure, con diverse persone e in questo modo ha costruito quel rapporto di fiducia che poi ha comportato lasciare le proprie fatiche di una vita, di mezza vita, di un terzo di vita o le intere fatiche di una famiglia, di un'azienda, eccetera. Quindi l'interazione è il nucleo centrale che riguarda appunto ciò di cui stiamo cercando di parlare.
e su cui ci stiamo appunto introducendo. L'aspetto dell'interazione che cosa porta con sé? Porta con sé l'incertezza, ahimè noi. L'interazione risponde a questo aspetto dell'incertezza e siamo proprio qui a testimoniare questa portata che l'interazione ha. L'interazione non porta con sé la certezza della realtà che si riesce poi a produrre e che si riesce a generare. L'interazione porta con sé anche la possibilità che quel rapporto di fiducia che pensavo di aver costruito invece venga completamente tradito e quindi rientra nel tradimento di questa fiducia l'incertezza che l'interazione porta con sé, ai noi. Altro aspetto che trovate appunto richiamato in questa prima diapositiva è quello relativo a questa citazione, perdonate, forse un po' dotta, ma che comunque per noi è assolutamente necessaria. Come vedete è citato Heisenberg, che è un grande della scienza moderna e che ci serve citare in quanto è uno di quelli che ha contribuito a poter esprimere, a poter individuare dei modi con cui si possa governare l'interazione e quindi riuscire a gestire l'incertezza che l'interazione porta con sé. Ecco la ragione per cui l'abbiamo citato e poi appunto vedremo come questo ci può ritornare. Altro aspetto che trovate appunto riportato e citato nella diapositiva è quello della regola. Che cosa è accaduto e che cosa porta con sé l'interazione? L'interazione porta delle regole. Attribuire fiducia ad una relazione fa sì che questa relazione venga regolata da questa fiducia che è stata concessa, che è stata costruita, che è stata generata nell'interazione. Questa regola è risultata infranta, quindi chi ha avuto questo shock, ma non parliamo, come abbiamo detto, solo di singoli, parliamo anche di più persone, aggregazioni di persone, famiglie, aziende, associazioni, citeravamo poco fa. Chi ha patito questo shock tremendo ha visto infranta la regola che pensava che governasse l'interazione appunto con le figure di riferimento. Questo come elemento introduttivo. Altro aspetto introduttivo che ci serve sottolineare è che l'interazione nella storia della nostra specie ci ha messo nella condizione di poter avere due assetti, quindi due configurazioni interattive, due assetti interattivi, due configurazioni di realtà possibili che l'interazione genera. Una è quella della che chiamiamo, perdonate il detto latino, ma poi lo vedremo, ci serve riportarlo così, uno è quello della societas, quello che chiamiamo società, e l'altro invece è quello della communitas, quello che chiamiamo comunità. È necessario che consideriamo questa distinzione perché per noi appunto è centrale, in quanto le regole della societas sono diverse dalle regole della communitas. E quindi dobbiamo riuscire ad analizzare, dobbiamo riuscire a trovare quali sono gli elementi che hanno caratterizzato l'infrazione o addirittura, come abbiamo detto, il tradimento di una regola della societas, perché stiamo parlando del tradimento di una regola della societas, come specificheremo fra poco, e l'attivazione delle regole della comunitas, sul quale appunto cercheremo di addentrarci. Quindi l'interazione risponde all'incertezza, non abbiamo la certezza di quello che si può generare, vengono prodotte delle regole, queste regole possono essere infrante proprio perché l'interazione produce incertezza. Noi abbiamo due assetti interattivi che possiamo generare nel corso del tempo. Uno lo chiamiamo societas, l'abbiamo chiamato così, società, e l'altro lo chiamiamo communitas e la chiamiamo infatti così, comunità. Qui troviamo una rappresentazione grafica diversa da quella che abbiamo visto precedentemente, ma che ci serve ancora una volta per addentrarsi fra i numeri, come ricordava l'assessore poco fa, fra i numeri che caratterizzano appunto questa ricerca, ossia la parte di analisi. Come vedete l'ellisse più grande è quello della comunitas, tutto si genera nell'incertezza, cioè i possibili assetti che si possono generare nella realtà, quelli che richiamavamo poco fa, cioè societas e comunitas, ma l'ellisse grande è quello della comunitas. All'interno di questa ellisse grande ci sta la societas. Questo ci serve per poterci dire cosa? Che prima viene la comunità, sulla scorta delle interazioni che genera una comunità, successivamente noi possiamo generare una società.
ma senza comunità non abbiamo società. Questo ci dice inoltre, perdonate il bisticcio, fa il servizio e questo avverbio, ma così è, questo ci dice anche inoltre che se le regole della societas vengono infrante, la rete su cui si rimbalza è quella della comunitas, la rete che ti accoglie, la rete che non cessa mai di essere presente è quella della comunità. Quindi laddove il rapporto di fiducia che la società stabilisce come regola dell'interazione viene infranto, lo shock di cui accennavamo poco fa, laddove questa regola venga infranta, dobbiamo necessariamente rifarci alle regole della comunità. Infatti, come notate, sempre, perdonate così per darci un po' di arie rispetto alla lingua dei nostri padri, da cui comunque l'idioma italiano proviene, se la societas risponde ubi ius, ibi societas, laddove c'è il diritto, allora lì abbiamo la società, ossia le regole che dicevamo che caratterizzano il rapporto di fiducia fra il contribuente, il risparmiatore, il socio e l'azionista, riguardano il diritto, sono sancite da delle norme scritte che sono racchiuse in codici o in regolamenti o in norme. Quindi noi abbiamo la società soltanto quando ci sono queste norme. Cosa accade quando appunto queste norme, queste regole sancite, queste regole scritte, depositate nei nostri codici, vengono infrante, nello shock che accennavamo poco fa? Avviene che necessariamente ci si deve rifare alle regole della comunità. Ecco perché, come trovate scritto, la comunitas risponde a ultra ius ibi communitas. Laddove il diritto viene infranto, laddove la regola scritta, laddove la fiducia che era stata definita e sancita da norme scritte, perché sono stati firmati dei documenti, sono state attestate attraverso documentazioni scritte, quindi riconosciute da dei codici scritti il valore di quello che stava avvenendo, laddove questo viene infranto, ecco che ultra ius necessariamente ci dobbiamo rifare appunto alla comunità. Quindi questa è l'impostazione che ha caratterizzato la ricerca che adesso appunto vi illustreremo. Naturalmente, ma perdonate l'avverbio che può essere forse retoricamente scontato, ma scontato non è, poi ciò che non risulterà chiaro siamo a disposizione per cercare di renderlo appunto più chiaro, dentro a questa cornice di questa tragedia che comunque sta avvenendo. Dove devo puntare? Aiuto. Ecco. La ricerca. Allora, la ricerca è stata analizzata attraverso questa metodologia, ci diamo un po', perdonate di arie, visto che anche fa caldo, questa metodologia l'Università di Padova è l'unica al mondo a possederla, nessun'altra università al mondo possiede questo tipo di metodologia. L'abbiamo creata in 35 anni di ricerca e l'abbiamo messa a disposizione della collettività, quindi della comunità, così come deve avvenire in un centro di produzione, di sapere, di conoscenza, come dovrebbe essere appunto l'Accademia. Quindi questa metodologia l'abbiamo prodotta e l'abbiamo messa a disposizione, ci consente di gestire il servizio inoltre, ma ci consente anche appunto di produrre questa ricerca che stiamo cercando di illustrare. Vedremo due indici numerici dentro a questa ricerca. Un indice numerico che chiamiamo, che è un'unità di misura, che è quella del peso dialogico, che come trovate appunto scritto nella diapositiva, ci dice qual è questa unità di misura, questo peso dialogico, ci dice quanto gli accadimenti, quindi ciò che accade, ciò che è accaduto, ciò che sta accadendo, concorre a generare una configurazione di realtà in comune. Quindi questo è richiamato, lo vedremo poi nei grafici, nell'acronimo PD, che sta appunto per peso dialogico, e qui potremmo fare delle battute, ma lo risparmio, tanto sono chiare a tutti. L'altro, e quindi questo è un indice di generatività. L'altro indice che vedremo poi nei grafici è quello che chiamiamo l'indice di dialogicità, ossia la dialogicità, anche qui trovate appunto nella diapositiva riassunto, è un'unità di misura che ci consente
di poter misurare quanto gli accadimenti contribuiscono, non che peso abbiano come l'indice precedente, ma quanto contribuiscono a generare, a costruire una realtà in comune. Quindi da un lato vedremo indici di misura, quindi valori numerici che ci dicono quanto la realtà viene pesata come in comune e quanto gli accadimenti generano questa una possibile anche realtà in comune. Questo non entriamo nel dettaglio, sicuramente voi in questo momento magari tremerete dal terrore di adesso aiuto, ci illustra tutto quanto, no. Questa è la tavola che ci serve per poter disporre di 2 indici di misura e questo rientra nella metodologia che l'Università di Padova è l'unico al mondo appunto a disporre e a mettere a disposizione. Ci serve solo un richiamo cromatico perché poi lo riporteremo nei grafici. Come vedete questi quadratini sono alcuni rossi, alcuni gialli, alcuni verdi, laddove troveremo il peso dialogico e il momento dialogico, quindi il peso della configurazione e la dialogicità della configurazione è ferma, è statica, è cristallizzata, noi troveremo colori rossi perché sono modi in cui i membri di una comunità o di una società interagiscono cristallizzando la realtà che generano. Gli altri modi invece sono modi che tendono a cercare di poterla cambiare, a non renderla cristallizzata, a non renderla statica. Non serve che ci diciamo altro rispetto a questo. Forse alcuni di voi avranno riconosciuto che è molto simile alla tavola periodica degli elementi della chimica, ha la stessa impostazione, infatti, perché ogni quadratino è collocato in questa semi-radialità in modo tale da poter disporre di numeri, di valori numerici da poter utilizzare. L'obiettivo della ricerca è quello di descrivere qual è l'assetto attuale delle interazioni che si sono generate in virtù degli accadimenti per poter disporre di una strategia per poter intervenire. Se non analizziamo l'esistente, se non analizziamo il valore di ciò che sta accadendo all'interno della regione Veneto, se non riusciamo ad analizzare ciò che sta accadendo fra i membri della comunità veneta, noi non siamo poi in grado di poter definire delle strategie per poter intervenire. Troveremo nei grafici 2 tempi, il tempo T0, come veniva detto sempre dall'assessore, poi richiamato dalla dottoressa Dolgelli, i 2 tempi sono ahimè noi arcinoti, sono un tempo T0 che va da settembre 2015 al 25 marzo 2016, in cui le 2 banche, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, erano comunque unificati in un'unica traccia, in una traccia comune, e il tempo T1 dal 26 marzo in poi e fino ai giorni nostri, cioè da quando le assemblee, da quando l'attivazione degli organismi societari delle 2 banche hanno incominciato a prendere delle decisioni diverse da quelle che avevano preso fino a un istante precedente. Quindi troveremo questi 2 tempi appunto nei grafici. Fine dell'illustrazione, entriamo, perdonate. Trascuriamo le aree di indagine perché comunque poi le richiameremo successivamente. Per noi è utile trasferirvi dove siamo andati a pescare tutto quello di cui stiamo dicendo. Sono stati analizzati 531 articoli di principali quotidiani regionali, quindi parliamo del Gazzettino, parliamo del Mattino, della Tribuna, parliamo di principali quotidiani della Regione Veneto e del Sole 24 Ore, in quanto organo mass-mediatico precipuo dedicato a tutto quello che riguarda appunto gli assetti economico-finanziari del nostro Paese, con particolarità naturalmente rispetto alla cronaca locale. Sono stati analizzati 503 commenti sugli articoli principali considerando i social network, quindi siamo andati in questa galassia che riguarda le interazioni virtuali, così lo chiamiamo, infatti non a caso la chiamiamo la comunità virtuale, non la società virtuale, perché non c'è uno ius che governa queste interazioni, ma sono interazioni assolutamente spontanee, quelle interazioni che sorgono come le persone ritengono di far sorgere.
503 commenti, abbiamo estratto fra le 2934 che ad oggi sono già diventate 2939, perché stamattina abbiamo appunto ricevuto altre telefonate. Abbiamo estratto di queste 2939 telefonate 4 quelle che abbiamo ritenuto le più rilevanti rispetto appunto alle tematiche che stiamo trattando. In totale il corpus dei dati riguarda 99.871 parole. L'area 1, ossia abbiamo analizzato ciò che è stato detto relativamente in questi 503 eccetera, negli articoli, ciò che abbiamo visto in precedenza, ciò che è stato detto rispetto ai decreti governativi e alle indicazioni della Banca Europea, quindi la BCE. Quindi tutti questi articoli, le 4 telefonate, i commenti sui social network, eccetera, sono stati analizzati in virtù di quella tavola e in virtù della metodologia che abbiamo semplicemente fatto vedere poco fa. Sono stati analizzati ciò che veniva detto su questi 2 decreti governativi e le indicazioni appunto della BCE. Allora, nel grafico di sinistra voi vedete il peso dialogico, il PD, appunto l'acronimo PD sta per peso dialogico, che oscilla in una scala decimologica, oscilla dallo 0 al 10. In realtà qui non abbiamo lo 0 totale, il 10 totale, ma abbiamo lo 0,1 e il 9,9, perché non possiamo avere assenza di una cosa e completa presenza dell'altra. Ma se serve su questi aspetti tecnici siamo pronti a rispondere a qualsiasi vostra sollecitazione. Il primo grafico, quello di sinistra, porta tutte le voci, quindi tutti questi commenti che sono stati prodotti in termini di peso dialogico. Come si può constatare, il valore medio è 4.0, vuol dire che siamo al di sotto del valore centrale, che potrebbe essere naturalmente oscillante fra il 5 e il 6, e quindi le voci che vengono prodotte, gli articoli, le telefonate, i social network, eccetera, dicono che nei confronti di questi decreti governativi, secondo chi li ha letti e quello che è stato detto, portano più all'immobilità, come vedete infatti il colore tende al rosso, piuttosto che invece alla gestione, cioè piuttosto che a gestire gli accadimenti, le persone, i testi che sono stati prodotti, dicono che questi decreti tendono a mantenere la situazione come statica, piuttosto che invece cercare di gestirla. Il secondo grafico di sinistra ci dice che, e qui come vedete l'acronimo è MIDI, un momento dialogico, scusatemi, ci dicono questo valore che è di 4,1, ci dice che tutti questi commenti, tutte queste considerazioni non esplicitano quelli che possono essere dei riferimenti, ossia è accaduto questo perché possiamo pensare che quindi sono stati intrapresi questi decreti tenendo conto di questo, ma tutto viene tenuto in termini impliciti. Per cui le persone, cioè l'analisi che abbiamo condotto, ci dicono che i decreti legislativi e le indicazioni della BCE portano con sé, non portano con sé dei riferimenti espliciti, cioè non consentono di poter individuare quali possono essere dei riferimenti per poter gestire la situazione. Il grafico di destra abbiamo estrapolato relativamente all'analisi solo ciò che dice la stampa. Questo cosa comporta? Che quel 4.0 che voi trovate nel grafico di sinistra, se noi lo pulissimo del valore, in questo caso 5.8, la scala è la stessa, immobilità, possibilità di gestione, quel valore di 4.0 scenderebbe ulteriormente, perché come vedete il concorso della stampa è più vicino alla possibilità di gestire ciò che i decreti governativi e le indicazioni della BCE portano con sé, piuttosto che invece far restare le cose come sono. Diverso
invece per quanto riguarda il momento dialogico, cioè quindi ciò che riguarda la possibilità di generare una realtà in comune, non di pesarla quanto è in comune, ma di poterla generare, in questo caso il valore della stampa estrapolato dal 4.1 è più basso del 4.1, quindi se noi togliessimo il 3.9 del valore della stampa, il 4.1 aumenterebbe in questo caso. Quindi abbiamo che in generale i valori tendono a far sì che i decreti legislativi e le indicazioni della BCE mantengono la situazione piuttosto che cercare di gestirla. In generale ci dicono che il valore che è emerso, i decreti legislativi e le indicazioni della BCE generano poco una realtà in comune, ma tendono a frammentarla, tendono a spezzettarla. Qui questo grafico ci illustra in base al ruolo attivo che tutto quello che abbiamo analizzato conferisce a questi tre attori, ossia le banche, i clienti delle banche e i ruoli politici di controllo. La parte azzurra è laddove, in virtù dei decreti legislativi e delle indicazioni della BCE, laddove tutto quello che abbiamo analizzato riconosce che questi stessi decreti possono far sì che le banche, i clienti delle banche, i ruoli politici di controllo possono avere un ruolo attivo o passivo. Come vedete le banche, l'analisi mette in luce che portano a un riconoscimento basso rispetto come ruolo attivo rispetto a ciò che è accaduto. Quindi l'analisi mette in luce che alle banche non viene riconosciuto, in virtù dei decreti e in virtù delle indicazioni, la possibilità di avere un ruolo attivo. I clienti delle banche altrettanto poco, perché come vedete andiamo da un 30 a un 38%, e qui per l'assessore immaginiamo che questo, almeno ci auguriamo, ma la sua presenza oggi lo testimonia, viene riconosciuto una grande possibilità agli organismi politici e agli organi di controllo. Quindi i decreti legislativi e le indicazioni della BCE, l'analisi mette in luce che da parte di tutto appunto ciò che è stato compiuto viene riconosciuto a questo ruolo la possibilità di essere molto più attivi degli altri due ruoli. Sempre sui decreti legislativi e sulle indicazioni della BCE, quale intento viene attribuito alle scelte del legislatore? Cioè, quindi tutti i testi che abbiamo analizzato, che tipo di ruolo attribuiscono al legislatore? E anche qui per l'assessore ci auguriamo che appunto siano indicazioni utili. Al legislatore e quindi al legislatore, ovviamente anche al legislatore regionale, non stiamo parlando del legislatore nazionale nella fattispecie, viene riconosciuto che ha un intento di politica salvabanche, quindi generico, viene riconosciuto che vengono utilizzati i fondi dei contribuenti per risanare le banche, e soltanto nel 7% viene riconosciuto che il legislatore sta facendo qualcosa rispetto appunto a quello che può essere una politica di comunità diffusa. Quindi questi sono elementi che possono poi pilotare le politiche che riguardano gli interventi in questo particolare campo. Un 17% viene riconosciuto come intento di carattere settoriale, cioè quindi che questi interventi riguardano solo alcune porzioni di coloro che sono stati colpiti dagli accadimenti e non appunto in termini generali. Questo sembra particolarmente complicato forse, ma cerchiamo appunto di addentrarci. Allora, su un microfono, quello portatile, scusate così provo a spostarmi di là. Allora, qui in ascissa, cioè in questa linea rossa, abbiamo gli accadimenti storici, quindi
fino a un punto le due banche erano banche popolari, come veniva ricordato dalla dottoressa Laugelli, una testa un voto, e poi la trasformazione in SPA. Questi erano i passaggi, sono stati passaggi che comunque vengono prospettati. In ordinata troviamo invece il peso dialogico, cioè quanto questi accadimenti vengono considerati come qualcosa che riguardi tutta la comunità o comunque porzioni di essa. I valori che emergono sono valori medi, non abbiamo, perché siamo ancora in questa fase, cioè fin tanto che erano ancora popolari, la linea traccia il momento in cui le decisioni modificano l'assetto societario delle banche. Quindi non abbiamo disgiunto i valori, li abbiamo mantenuti insieme perché comunque continuavano ad essere banche popolari. I valori del peso dialogico sono questi, come vedete sono piuttosto bassi, e il momento dialogico appunto è piuttosto basso. Basso rispetto a cosa? Rispetto alla linea del 6, ossia il valore 6 rappresenta quel valore che in termini teorici riteniamo che gli accadimenti non abbiano inciso tanto da frantumare la comunità, perché comunque la società è stata frantumata, perché abbiamo detto è caduta la fiducia e tutte le cose che abbiamo detto in introduzione. Quindi il valore 6 rappresenta quello che noi abbiamo considerato come il valore minimo per poter dire siamo ancora una comunità. I due valori, come vedete, sono al di sotto. Questo forse appare ancora più complicato, ma anche questo non lo è. Qui invece i valori sono disgiunti. Perché? Perché se ricordate il T0, le due banche erano comunque banche popolari, quindi non si differenziavano, invece il T1, ossia sono state prese delle decisioni che hanno modificato l'assetto societario, quindi costituente le due banche. Allora, T1 di Veneto Banca e T1 di Popolare di Vicenza. Il valore 6, quello che si riconosce come valore teorico in grado di mantenere una certa costituzione della comunità, come possiamo constatare il valore della Popolare di Vicenza è molto al di sotto del valore teorico. La possibilità di generare comunità è molto dispersa, i puntini ci dicono questo, e il peso dialogico è di 3,2. Quindi ciò che è accaduto alla Popolare di Vicenza nella fase attuale, teniamo conto però che a Veneto Banca mancano ancora alcuni passaggi, ma per Popolare di Vicenza il valore del peso dialogico è basso, al di sotto di questa linea che noi consideriamo valore teorico soglia, e il momento dialogico è altrettanto basso. La banca, rispetto a ciò che emerge qui, la Popolare di Vicenza, rispetto a ciò che le persone dicono in virtù dell'analisi che abbiamo fatto, la Popolare di Vicenza è sotto assedio, è sotto scacco e rischia molto, e qui potremmo essere anche più precisi tracciando delle isobare nel tempo, e rischia molto rispetto alla propria costituzione, cioè rispetto alla propria identità. Resta un'identità come quella di prima, cioè di Popolare, ma non si è riconosciuto che questa banca si è trasformata e quindi le persone continuano a considerarla come se fosse quella di prima, non entrando nel merito della trasformazione di ciò che è avvenuto, e quindi siamo a rischio di implosione. La Veneto Banca ha valori, come vedete, diversi, che sono leggermente più alti, anche se non toccano, si avvicinano di più a quello che è appunto il valore medio. I dati sono anche meno dispersi, come vedete il momento dialogico è meno disperso, quello della Popolare di Vicenza è molto più disperso, i puntini, il momento dialogico si riferisce a questo, e quindi Veneto Banca in questo momento, in virtù di certe scelte che ha fatto, è meno a rischio di implosione per quanto riguarda la sua storia e il suo proseguimento.
siamo in un'altra area di ricerca, distinto, in questo caso parliamo solo di T1, quindi dal 26 marzo in poi, cioè da quando la BCE e i decreti legislativi hanno modificato il valore, la costituzione delle due banche. Innanzi abbiamo la Popolare di Vicenza e sotto i due grafici si riferiscono alle due banche. Qui il valore disgiunto fra quanto viene riconosciuto a questi 4 ruoli: fondagliante, ruoli politici di controllo, banca stessa, cioè quindi Popolare di Vicenza, e clienti della banca. Clienti noi li consideriamo i soci, gli azionisti, eccetera, ovviamente. Come vedete, a questi 4 ruoli viene riconosciuto la possibilità di essere attivi in maniera equanime. Noi non entriamo nel merito dei commenti, ma vi descriviamo l'analisi. Quindi al fondagliante viene riconosciuto la possibilità di essere attivo come ruolo, esattamente come per quanto riguarda la banca, esattamente come per quanto riguarda i ruoli politici di controllo, esattamente per quanto riguarda i clienti della banca stessa. Come ruolo spettatore, cioè non posso fare niente, non posso fare nulla, come vedete il fondagliante scompare. Restano i clienti della banca, quindi l'analisi mette in luce che se ai clienti della banca viene riconosciuta la possibilità di essere attivi per il 26%, se li consideriamo come spettatori invece arrivano ad essere il 67%, quindi hanno un peso di essere spettatori di quello che accade molto più alto della banca stessa e anche dei ruoli politici di controllo, perché abbiamo inteso disgiungere quanto possiamo fare e quanto invece non possiamo fare. Abbiamo separato appunto i due dati. Questi sono i valori della Popolare di Vicenza al tempo T1. Al tempo T1 di Veneto Banca, cioè quindi sempre rispetto agli accadimenti dal 26 marzo in poi, si può constatare la forte differenza che c'è fra le due banche rispetto proprio a certe scelte di gestione che sono state fatte dagli organismi specifici. A Veneto Banca, ai clienti della banca viene riconosciuto la possibilità di essere attivi, il doppio circa di quello che viene riconosciuto ai soci clienti azionisti della Popolare di Vicenza. Il fondagliante viene riconosciuto un ruolo attivo che è meno della metà di quello che viene riconosciuto dai soci clienti azionisti della Popolare di Vicenza. Ai ruoli politici viene riconosciuto un valore inferiore come ruolo attivo e alla banca viene riconosciuto un valore simile ma comunque superiore a quelli appunto di Popolare di Vicenza. Se invece ci consideriamo spettatori e non coloro che possono partecipare e dare il loro contributo, che configurazione abbiamo? Che assetto abbiamo? Abbiamo che il fondagliante per Veneto Banca è un puro spettatore, 15%, per Popolare di Vicenza come spettatore scompare. I clienti della banca sono riconosciuti come spettatori per il 31%, la banca come spettatore il 48% e i ruoli politici di controllo l'8%. Quindi se analizziamo l'assetto attuale in termini di spettatore, questo è quello che appunto emerge e ci sono, come vedete, delle grosse differenze rispetto alle due banche. No, scusate, sono tornato indietro. Qui gli stessi valori numerici di prima espressi in termini di istogrammi, per aiutarci un po', forse di più. Allora, ruolo spettatore Popolare di Vicenza 63 e 36 rispetto ai clienti. Ruolo spettatore e attivo, scusate, politici e di controllo 22 e 77. Banca medesima, spettatore 41, 58. Veneto Banca sono i valori di prima ma trasformati in istogrammi. Clienti, azionisti, soci della banca, 6% ruolo spettatore, 98% ruolo attivo. Ruoli politici di controllo, spettatore 3, attivo 96, banca 12, 87.
come abbiamo detto in esordio, noi ci occupiamo di analizzare le implicazioni che gli accadimenti hanno avuto per la comunità, non di commentare. Stiamo arrivando alla fine dei grafici. Qui parliamo solo di peso dialogico, quindi quanto pesa la comunità a fronte degli accadimenti. Se noi facciamo qui i dati, questi due dati non sono disgiunti rispetto a... Quindi in riferimento al passato le due banche avevano un peso dialogico di 4,2, ricordiamoci sempre il valore 6. Scusatemi, perdonate, ho messo una cosa importante. Qui stiamo parlando del ruolo di socio azionista. Quindi è l'analisi specificatamente per il ruolo che il socio azionista può avere. Prima che ci fossero determinate decisioni, questo era il valore che è emerso comunque basso. Quando si intravedono certe decisioni, il valore si abbassa. Quando le decisioni vengono prese, rispetto a Veneto Banca, il valore si riferisce più o meno a quello che poteva essere prima. Se invece ci riferiamo alla Popolare di Vicenza, il valore risulta ancora più basso di quello che poteva essere prima di certi accadimenti. Quindi la prospettiva che i soci azionisti, che si dice che i soci azionisti possono avere rispetto a quelli di Veneto Banca, è superiore di quelli che i soci azionisti pensano di avere, o si dice, scusatemi, che pensano di avere nei confronti appunto della Popolare di Vicenza. Ecco, grazie, ecco perché si diceva in esordio, scusatemi, si diceva poco fa che la Popolare di Vicenza ha rischio di inclusione maggiore di quello che possa riguardare Veneto Banca. Perché? Questioni spaziali, scusate. Credo che sia l'ultimo grafico, se non ricordo male. Cosa si può fare? Cosa si dice, si pensa, si ritiene che i soci azionisti possano fare? Per mantenere una coerenza di esposizione, prima vediamo quello di Popolare di Vicenza, ricordiamoci il peso, l'abbiamo riportato, il peso dialogico è quello che vedete riportato lì. Secondo, si dice che gli azionisti, soci, clienti della Popolare di Vicenza possano intraprendere nel 50% delle azioni collettive, si possano rifare per il 10% a delle azioni di carattere legale e per il 4% ad azioni di carattere individuale, andare a protestare, entrare in banca, dire cosa avete fatto, cose di questo tipo, e per il 36% usare servizi sociali e legali tipo pubblico, quello che l'assessore richiamava relativamente al fondo che è stato stanziato per intraprendere azioni legali e mettendoci in campo anche noi, inoltre appunto rientra all'interno di questa tipologia. Veneto Banca, come potete constatare, la configurazione si modifica, le azioni collettive scendono, si dice che gli azionisti, i soci, clienti della banca possono fare azioni collettive per il 42%, si affidano alla giurisprudenza per l'8%, le azioni individuali aumentano. L'ultimo che è andato nella sede centrale, che abbiamo letto 3 giorni fa, quella persona che è andata nella sede centrale di Veneto Banca a Montebelluna, dicendo mi ammazzo per tutto quello che è successo. Per il 33% l'uso di servizi sociali pubblici e compare questo aspetto di uso degli snodi non istituzionali, cioè aggregazioni spontanee, aggregazioni informali, cosa che in Popolare di Vicenza non c'è. Per gli tutti, azioni individuali il 13%, quindi la configurazione è diversa. Allora, in termini generali, poi siamo a disposizione per entrare nel merito tutto quello che ritenete. L'area 1, come vengono considerati i decreti governativi e le direttive di BCE? In generale si giudica quanto è accaduto o quanto sta accadendo, lo si giudica. In generale si cerca di trovare qual è la vittima e chi sono i colpevoli. Mancano, non vengono promossi, non vengono inseriti, se non scarsamente dai mass media, se non scarsamente
anche da altre possibilità, da altri enti, quelli che possono essere degli elementi per generare una realtà in comune, cioè mantenere coesa la comunità. Il ruolo delle banche, l'immagine delle banche non sta cambiando, è cristallizzata al momento del conflitto. Ognuno continua a pensare, tende a pensare fortemente al momento del conflitto, in cui la regola della società sia stata tradita. La comunità tendenzialmente è spettatrice di questo cambiamento e viene considerata poco come un elemento invece che può essere attivato. L'invito che faceva la dottoressa Laugelli è: chiamate per esempio il servizio noi, perché questo aumenta. I clienti, i associazionisti, questo è scontato, ahimè, nella drammaticità di quello che stiamo dicendo, non sono nelle condizioni di pianificare il loro futuro. Cioè la comunità non viene in soccorso perché la società ha tradito la regola. La comunità non viene in soccorso, non viene riconosciuta ancora come elemento di soccorso per poter pianificare il futuro. Il ruolo per quanto riguarda l'R3, il ruolo di associazionista è relegato ad una posizione passiva e le interazioni tra la banca e l'associazionista non fanno uscire dall'attuale conflitto. Su questo poi, dopo gli interventi degli altri due relatori, ci diremo qualcosa in più e quindi vi chiederò con altre argomentazioni, con altre considerazioni, ma per noi questo è un aspetto cruciale, perché soltanto se attiviamo le interazioni fra la banca e i soci, clienti, azionisti, riusciamo a generare la coesione della comunità, se no, siccome la società è stata sfiduciata, siccome la società è stata completamente sfiduciata, la comunità risulta frammentata. Quindi questo passaggio delle interazioni fra la banca e i soci, clienti e azionisti è un passaggio che poi appunto riprenderemo successivamente. Fine dei grafici e lascio la parola al prossimo. Grazie professore. Do la parola al dottor Crema e anticipiamo un attimo il suo intervento perché poi alle 17 deve andare via. Sì. Prego. Grazie. Mi sentite? Sì. Ecco, intanto buongiorno, buon pomeriggio, ringrazio la Regione Veneto e gli organizzatori del convegno per avermi invitato, ringrazio voi di essere venuti e ringrazio chi mi ha preceduto perché è stata veramente un'analisi molto interessante. Noi giornalisti e operatori dei media siamo impegnati anche prima del 26 marzo la compagnia, insomma, perché questa storia delle banche, della crisi delle due grandi popolari, ex popolari del Veneto va avanti da tempo, da troppo tempo. Io ho scritto anche un libro per cercare di capirci in primo luogo io di più, perché se seguiamo l'oggi, il quotidiano, ci perdiamo. È il problema di noi giornalisti ed è il problema anche di voi lettori, perché spesso e volentieri noi scriviamo gli articoli dando per scontato il retroterra, invece bisognerebbe sempre spiegarlo. Un piccolo riassunto delle puntate precedenti è fondamentale. E, secondo me da queste analisi viene fuori proprio plasticamente come le due banche abbiano imboccato sentieri diversi e che secondo me hanno avuto come svolta decisa le assemblee. Le assemblee degli azionisti, che sono stati un momento di catarsi collettiva, con le proteste, con la disillusione, con la rabbia, con anche quel senso di ineluttabilità, se vogliamo, e quel pizzico di futuro che qualcuno è riuscito sempre a portare avanti. Assemblee molto partecipate, c'erano 6.000-7.000 persone, più le deleghe e compagnia, che credo abbiate seguito tutti, insomma, che sono state molto seguite e partecipate anche dai media, però che hanno avuto due momenti divergenti. Perché secondo me c'è proprio plasticamente, come avete raccontato voi nella vostra analisi, una differenza anche di peso ancora che viene dato o che si ritiene abbiano ancora gli azionisti. Gli azionisti si sentono ancora vicini alla banca o che hanno ancora una possibilità di dire la loro per Veneto Banca, appunto, perché c'è stata un'assemblea in mezzo, quella del 5 maggio, che ha determinato un cambio di CDA con tutti gli annessi connessi
un cambio di presidente, un cambio di consigliere di amministrazione, una svolta, un momento in cui il vecchio spirito popolare, i vecchi soci hanno potuto contare ancora qualcosa, hanno potuto in qualche maniera pensare e illudersi, perché temo che proprio sia stata un'illusione, ma questa perché io sto seguendo appunto giorno per giorno le cose, quindi purtroppo forse sarà un'illusione, spero ancora di no, ma credo e temo che possa essere così. I soci potevano ancora contare qualcosa, i vecchi soci, come li chiamiamo, li raccontiamo sempre noi, i famosi 210.000 e passa che si sono visti azzerati in questi pochi mesi. Non è un caso, secondo me, che le azioni di tutte e due le banche siano state alla fine fissate 10 centesimi, perché gira e rigira. Veneto Banca è partita 2 giorni fa con la sua offerta al pubblico, no, per l'aumento di capitale da 1 miliardo, ma il floor, il pavimento da cui si parte è lo stesso il Popolare Vicenza, 10 centesimi. 1 anno e mezzo fa, anche meno, le azioni delle due banche valevano 62,5 e 39 e passa. Cioè, capite il livello di distruzione non soltanto del risparmio ma anche della coscienza, dell'idea di avere una riserva, una ricchezza, un risparmio, perché poi un'altra cosa che noi abbiamo sottolineato anche nel libro, lo scrivevo spesso e mi è sempre ripetuta dalla gente. Anche ieri ho parlato con una piccola azionista della Valpolicella del Veronese che parlava sostanzialmente, raccontava di sé, ha perso non tantissimo, sempre abbastanza, 20-30 mila euro credo di aver capito, ma non ne sono sicuro, insomma, comunque una cifra consistente ma non decisiva, perché noi abbiamo raccontato in questi mesi di fortune che sono state vaporizzate o dilapidate, però questa piccola azionista, che poi è la maggioranza degli 88.000 di Veneto Banca e dei 118.000 di Popolare Vicenza, dice: a me hanno sostanzialmente rubato 2 cose, non tanto i soldi, se vogliamo, ma la fiducia e la dignità. La fiducia era quella che poi mi ha colpito profondamente questa questione della fiducia, che sta anche un po' vicino alla fede. La fiducia era quella di avere sotto casa una cassaforte sicura, una banca popolare che ti dava certezze e sicurezze. Qua la gente investiva in queste 2 banche pensando che fossero più sicure dei BOT, cioè dello Stato italiano. Tralasciamo il discorso di come è stata costruita questa fiducia negli anni, cioè del banchiere di prossimità, che la Banca del Territorio sostanzialmente era fatta di banchieri di prossimità, del direttore della filiale che conosceva tutto il paese e che poi era talmente convincente e anche, se vogliamo, bravo, soprattutto nei vecchi tempi, che riusciva a portarsi tutti i risparmi di un paese dentro nel suo sportello, dentro la sua cassaforte. Infatti abbiamo situazioni in cui ci sono interi paesi che sono stati rasi al suolo. Cornuda nel Trevigiano, se non sbaglio, perso 30 milioni, ma non soltanto nel Trevigiano, Cinto Maggiore nel Veneziano hanno perso uno sproposito anche là, con situazioni pazzesche. L'altra questione è che il banchiere del territorio non ha mai insegnato ai suoi risparmiatori e clienti del territorio esattamente cosa dovevano fare, oppure la coscienza economica minima, cioè diversificare il rischio. Perché io continuo a sorprendermi e appunto raccontando anche nel libro mi sono continuato a sorprendere di come ci siano state migliaia di persone che sono state attirate e infilate dentro questa rete degli aumenti capitali negli ultimi anni, perché queste banche negli ultimi 5 anni hanno cambiato pelle, hanno dovuto inseguire tutta una serie di parametri, quando hanno dovuto ristrutturarsi, risolidificarsi, quando hanno dovuto fare gli aumenti capitali a rotta di collo per rimanere nei limiti dei parametri della BCE, per pagarsi le acquisizioni in giro per l'Italia che avevano fatto negli anni precedenti, perché stiamo parlando di banche che hanno 150 anni, per cui io capisco perfettamente la fiducia. Non è una fiducia dell'oggi, neanche di mio padre, se vogliamo,
Cioè qua c'era mio nonno e il mio bisnonno che mettevano i soldi dentro queste cassaforti, queste banche. Popolare Vicenza quest'anno festeggia, fra virgolette festeggia, 150 anni di vita. La Popolare di Asolo Montebelluna, che poi è diventata Veneto Banca, è stata fondata, se non sbaglio era Asolo, nel 1866. Poi che ex amministratore delegato, direttore generale, 2 giorni fa in conferenza stampa a Milano per annunciare l'offerta pubblica, mi dica che li dimostra a tutti questi 150 anni, e anche fin troppo, non mi è piaciuta moltissimo. Io penso che se l'avesse detto davanti a 20.000 dei suoi soci, perché ancora questo signore, se vogliamo, è stipendiato, sempre fra virgolette, dai suoi soci, dai suoi azionisti, che sono anche ancora i suoi proprietari, ci sarebbe stato più di qualcuno che avrebbe imbracciato il forcone, ecco, se vogliamo. Ma al di là di queste battute, qua stiamo davanti a un tradimento collettivo, un tradimento di una storia, di una fiducia che era, secondo me, anche commovente da un certo punto di vista, e anche un fallimento, se vogliamo, di un percorso di crescita. E qua ci metto noi giornalisti, come anche altre strutture, secondo me. Quando prima parlavo del banchiere di territorio, di paese, no? Del direttore di filiale o anche dei colleghi dello sportello e tutto il resto, questo era il primo fronte che doveva avvertire il cliente dei rischi ai quali andava incontro. La prima persona che doveva spiegare alla persona anziana che aveva di fronte, al giovane o chi per esso, che mettere tutti i propri soldi, il TFR, la liquidazione, i risparmi, in un solo strumento finanziario, era un rischio pazzesco. In più, la questione di dire non sono quotate in borsa queste aziende e quindi non sono rischiose, sulla quale hanno marciato per anni raccontando questa favoletta, era assolutamente falsa. E qui ci agganciamo anche al ragionamento che adesso una via di uscita potrebbe esserci nelle cause, perché appunto ci sono state tutta una serie di spiegazioni, racconti, di informazioni parziali, inesatte, fumose, fino a quando si è arrivati anche al caso, che ho documentato anch'io sia nel libro ma anche negli articoli, del cambiamento del MIFID, di questo questionario che doveva essere compilato, non so, 30-40 pagine, tutte queste cose, anch'io li ho compilati in MIFID e devo dire la verità, non ne ho mai letto uno fino in fondo, credo di aver letto le prime 2 pagine e l'ultima, e nel frattempo firmavo tutti i 40 fogli. Credo che tutti noi abbiamo fatto la stessa cosa, perché purtroppo affidarci alla persona che ci vendeva uno strumento finanziario era più facile che comprare un'auto. Noi tutti, o moltissimi se vogliamo, poniamo molta più attenzione a comprare un'auto che a comprare un prodotto finanziario. Spero, anzi dovrei utilizzare, abbiamo posto molta più attenzione a comprare un'auto, controllando in 5-6 concessionari, che a comprare un prodotto finanziario. Però anche questo, faccio un punto esclamativo in mezzo, non è vero, perché a me risulta che ci siano situazioni di gente che raccoglie risparmio per fare speculazioni sui cambi in cittadine del Veneto e del Veneziano senza avere nessun titolo per farlo, se non quello di conoscere un po' di gente in paese, e c'è la gente che ci casca ancora, per cui alla fine c'è anche una componente di noi tutti nel tentare di credere al Messia, a quello che ci promette, al lucignolo della situazione, che ci promette il miracolo, no? Di far nascere l'albero dalle monete d'oro. C'è qualcuno che dice anche, una cosa che devo ancora scrivere, ma spero di poter scrivere nei prossimi giorni, di raccontare questa storia qua, c'è qualcuno di questi qua che gli dà soldi a questo pseudo esperto in cambi internazionali dicendo beh, io li ho dati prima degli altri, quindi a me mi ripagherà. Chi arriva dopo verrà fregato. Capite la logica a cui siamo? Rimaniamo sempre nella casistica, nella vita reale. Ecco, la statistica è molto interessante, ma la vita reale a me sorprende molto di più. Quindi, come quando ho iniziato a scrivere questo libro,
che ho terminato alla fine di marzo, da allora sono passati 2 mesi, ma è come se fosse passato un altro secolo. E quando l'ho iniziato a scrivere, cioè nel novembre-dicembre del 2015, mi sembrava già che fosse successo di tutto, ma nei 3 mesi seguenti è successo ancora di peggio, e qua continua a succedere in tutti i colori, veramente incredibile. Andando a fondo scopriamo realmente che siamo stati tutti abbacinati, affascinati da una sorta, non lo so, di psicosi collettiva, non so, di allucinazione collettiva, se vogliamo, perché abbiamo creduto a questa storia secolare e alla gente che ce la raccontava in maniera acritica, e questo è anche poco, in maniera, diciamo, non so, fideistica. Questo, ritornando a bomba, è anche colpa di noi giornalisti, perché per anni abbiamo raccontato la storia delle magnifiche sorti progressive di queste banche, facendoci in qualche maniera affascinare dai dati, dalla capacità di crescita, dalla capacità di espandersi, dalla fiducia che emanavano anche delle persone, dal carisma che chi comandava questi due grandi istituti, queste due ex popolari, aveva, sia dal mercato che riusciva anche ad emanare come persona. Il carisma uno o ce l'ha o non ce l'ha, il carisma è una questione fondamentale, se vogliamo, e quindi in qualche maniera abbiamo forse perso un attimo anche noi di capacità di critica. Non abbiamo filtrato a fondo quella massa di dati che ci veniva comunicata. Spesso è un problema, quello per i giornali, perché è un problema grossissimo per i media. Adesso lo sapete tutti, no? Qualsiasi persona può attaccarsi col telefonino, l'iPad e compagnia e accedere a valanghe di dati, di informazioni, di situazioni di tutti i generi. Ma questa capacità mostruosa di raccogliere informazioni, se non è seguita dalla capacità di filtrarle, decriptarle e in qualche maniera bilanciarle, pesarle, è inutile, crea soltanto nuvola, confusione, come le statistiche di prima, fumo. In mezzo a questo fumo ci siamo finiti anche noi, abbiamo avuto, noi giornalisti, noi operatori dei media, e abbiamo in qualche maniera dimenticato di guardare un po' più lontano, ma un po' più a fondo, di andare un po' più sotto. In questo, devo dire la verità, siamo stati anche in buonissima compagnia, perché avevamo persone e istituzioni molto più titolate di noi che non hanno, secondo me, sorvegliato a fondo. E qua dico molto semplicemente, mi riferisco a Banca Italia e a Consul. Quindi è tutto un sistema che da un certo punto di vista deve essere messo sotto interrogazione, deve essere rivisto e in qualche maniera deve fare ammenda. È un sistema di informazione, di educazione, perché io spero prima o poi che questa situazione, chiedo anche, sollecito anche la Regione che ha messo a disposizione un fondo, secondo me molto limitato, 300.000 euro sono un po' pochi, lo so, ma un fondo per tutte le controversie legali. Non ha fatto ancora quella questione delle garanzie per le imprese, perché qua non stiamo parlando soltanto della crisi di 210.000 persone fisiche, risparmiatori, non investitori, come qualcuno da Roma, dal governo, definisce gli azionisti di queste due banche. Qua, diciamo così, su 210.000, 209.568 pensavano di mettere questi soldi per tenerli lì, come risparmi, non per guadagnare sulle azioni. Cioè, speravano che rendessero un pochino, ma non avevano nessuna voglia di fare gli liberatori in borsa o passarseli di qua o fare manovre di potere, perché questa era la maggioranza. In mezzo a questo fiume di gente, a questa porzione amplissima della nostra regione, che è fatta di 5 milioni di abitanti, ma credo che gli azionisti veneti delle due banche siano 100.000, fra i 200.000, insomma, non dico la metà, ma quasi, insomma, ci sono moltissime imprese che hanno un problema gravissimo adesso. Questo credo che gli sportelli d'attenzione. Vi ricordate, altro parentesi, scusatemi, io lavoro, penso, e ogni tanto racconto anche parentesi, quindi non vorrei perdermi, fermatemi se non riuscite il collegamento. A proposito di aprire parentesi, ma quando sono cresciute queste due banche, altri grandi istituti se ne andavano dal territorio, dalle imprese e tutto il resto. Stiamo parlando del 2010-2011.
2010-2011 cosa succedeva nel nostro territorio, nel nostro Veneto? La gente si suicidava, gli imprenditori si suicidavano. Ecco, io credo che un servizio come quello che state allestendo, che avete allestito e portato avanti, ci servirà a fermare anche, spero che non succeda, ma temo che possa succedere, la crisi, la depressione, l'esasperazione e anche il senso di fallimento di molta gente che si ritrova sul lastrico completamente azzerata, la perdita di fiducia e la disperazione di aver perso tutto il proprio risparmio. In più abbiamo le imprese che su quelle azioni avevano costruito dei prestiti, le azioni servivano come garanzia a un prestito, un fido, un mutuo. Allora, se tu hai un'azione che vale 62,5 €, hai un bel pacchetto che in totale fa 1 milione di euro, e hai fatto un prestito di 1 milione di euro, banalizzo, sei garantito. Adesso l'azione vale 10 centesimi, cioè quindi vale 10.000 euro, se non ho sbagliato i calcoli perché io sono laureato in economia ma in matematica ho sempre fatto un po' di casotto. 10.000 euro, le azioni che hai in cassa, in portafoglio, e hai sempre un prestito da 1 milione di euro. Qua la garanzia non vale più. Adesso mi devi dare indietro un po' di soldi, questo è quello che sta succedendo, La stessa Popolare Vicenza e Veneto Banca sta chiedendo indietro i soldi a queste imprese. E io dove li ritrovo? C'ho già il bilancio che va in perdita, rischio di andare in perdita perché una parte del mio attivo è stata vaporizzata. Se tu hai un bilancio che va male, vieni messo in una classifica negativa nel giro delle banche e tutto il resto, e quindi hai più difficoltà a ottenere crediti e prestiti e tutto il resto. B, se tu devi ritornare i soldi, se sei in crisi e il tuo bilancio non funziona, quindi questo ulteriore colpo, cioè il colpo individuale e il colpo dell'impresa, che poi diventa un colpo sociale, perché se un'impresa ha 50 dipendenti, la crisi non è che viene colpito soltanto l'imprenditore, se l'impresa va in crisi perdono il posto in 50, diventa appunto un altro problema, grosso problema, una tragedia se vogliamo, collettiva, perché diventa quella di un'impresa di tutto, quindi un mondo che ci gira attorno, e purtroppo anche in questo caso si dovrebbe attivare un intervento che non è soltanto quello dell'ascolto ma anche quello delle garanzie, le surroghe di garanzie e tutto il resto. Era una questione che il Presidente della Regione Zaia aveva già annunciato e in qualche maniera ventilato mesi fa, che doveva attuare Veneto Sviluppo e che credo che sia molto difficile da definire, forse ci saranno notizie nei prossimi giorni. Io spero che si riesca a organizzare qualcosa anche su questo fronte per arginare un'altra falla che non è soltanto individuale ma diventa un'altra porzione collettiva, come abbiamo detto. Ecco, purtroppo questo sistema, il sistema del credito, il sistema della fiducia è saltato completamente, il tradimento ormai è conclamato. Abbiamo visto nelle analisi che si raccontava una storia di Vicenza dove ormai la gente si sentiva azzerata e l'ha toccato con mano questo azzeramento, perché quando doveva andare in borsa, una delle grandi promesse che erano legate agli ordini della BCE e ai cambiamenti dei decreti legislativi che hanno obbligato queste popolari a formarsi in SPA entro 18 mesi, non è accaduto questa quotazione. Quindi tu hai delle azioni svalutate che non valgono quasi più niente e che non puoi vendere. A questo punto ti senti veramente in una gabbia e ti senti veramente anche preso in giro, come questa piccola risparmiatrice, piccola nel senso di contenuto di azioni, che mi ha raccontato la sua storia ieri, che comunque lei rimane combattiva. Ecco, la reazione, la voglia di rivincita sana, tra virgolette, perché chi va a protestare e minaccia il suicidio dà un impatto di un certo tipo, ovviamente, molto meglio da un certo punto di vista, molto più proattivo, come si dice in questi casi, avere una risposta operativa e positiva a questo tipo di mazzata, e quindi rivolgersi all'associazione dei consumatori, rivolgersi agli sportelli della regione, rivolgersi ai legali di fiducia che
imbastiscono e possono organizzare una rivincita. Ha sempre una aleatorietà questo tipo di percorso, è sempre difficile. Stiamo sempre raccontando una storia di un piccolo azionista contro un grande istituto, perché queste banche non sono più popolari, ma sono diventate SPA e sono sotto il controllo, Vicenza di già, Veneto Banca è molto probabile, secondo me, il controllo di un fondo che è Atlante, che è la personificazione di un gigante, ma io direi anche la personificazione dei poteri grandi che ci sono nel sistema del credito, perché è un fondo organizzato dove ha primi azionisti Intesa e Unicredit, cioè le due banche principali della regione, anche le due banche principali concorrenti di Veneto Banca e Popolare Vicenza, le due principali banche d'Italia, le due banche che in teoria mesi fa, quando era settembre-ottobre, avevano garantito l'aumento del capitale. Dopo si sono sfilati e hanno dato l'incarico, diciamola così, di garantire questo aumento di capitale, 1,5 miliardi già effettuato, 1 miliardo che si deve effettuare entro fine mese per Veneto Banca, a questo fondo Atlante, che è formato quindi Intesa e Unicredit hanno il 20%, ci hanno messo 2 miliardi, 1 miliardo a testa, più altre banche, assicurazioni, per esempio la Cattolica, che è Atlante adesso socio di Cattolica al 15%, come era prima Popolare Vicenza, e Cattolica ha tutta una serie di intrecci operativi con Vicenza, quindi è una cosa piuttosto strana, c'è un fondo organizzato da banche, assicurazioni e tutto il resto che controlli se il grande azionista è primo di una società cooperativa assicurativa, fatto molto strano. In più poi ci sono le fondazioni, e mi dicono le fondazioni sono enti superiori, sono enti che fanno in fin dei conti socialità e tutte queste beneficenze. Sì, le fondazioni sono le prime azioniste o le azioniste più importanti sia di Intesa che di Unicredit, quindi siamo sempre, se non è zuppa pan bagnato. Poi c'è Cassa Depositi e Prestiti che è lo Stato. Siamo davanti a un'operazione di salvataggio che poi mi dicono che anche la BCE ha passato, non è aiuto di Stato, però sicuramente ha delle, diciamo così, dei contorni molto opachi, tanto che sono anche segnalati nel prospetto informativo della Consob per il collocamento dell'aumento di capitale di Veneto Banca, questi possibili conflitti di interessi, li chiamano anche loro. Questo ragionamento viene fatto perché? Perché vi ritrovate voi piccoli azionisti, adesso vi dico se siete piccoli azionisti, insomma, voi ex soci importanti quando eravate popolari e soltanto adesso piccoli azionisti di queste due banche, ad avere davanti sempre un colosso, che è la rappresentazione, secondo me, del sistema bancario, che ha salvato due banche che avevano fatto di tutto per farsi del male, tra virgolette, perché tutte le questioni emerse di aiuti, privilegi, rendimenti garantiti, finanziamenti per comprare le azioni, gli avviamenti che ancora valevano tantissimo, i prestiti, i finanziamenti baciati, gli amici degli amici, qua veramente si era arrivati a dei livelli proprio di degrado del territorio notevolissimo, però rimangono sempre istituti molto importanti che hanno adesso un azionista importante. Io spero che i piccoli azionisti e i vecchi azionisti di Veneto Banca riusciranno nel collocamento ad avere il 20%, 20-25% per portare in borsa questa banca e quindi rendere ancora più trasparente tutto questo processo che secondo me è rimasto ancora piuttosto opaco. Ma per chi era un vecchio socio, secondo me la battaglia vera inizia adesso. È indubbio che i media spero che continueranno a seguire questo percorso, perché ci siamo svegliati tardi, ma ci siamo svegliati a fondo adesso, perché negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, questa crisi è stata seguita con grandissima attenzione. Abbiamo iniziato piano come un diesel,
un po' timorosi nei confronti di questi poteri forti, o appunto poteri forti che indubbiamente c'erano e hanno governato molto nel Veneto. Però dopo siamo partiti a razzo, cioè siamo andati avanti, anche magari con un po' da caterpillar, cioè questo è sempre il problema di noi media, perché quando andiamo avanti siamo un po' schiacciasassi su certe cose, però adesso la copertura informativa su questi casi, su queste situazioni, e vi garantisco nel mio caso e per il mio giornale sicuramente questa questione dello sportello informativo, i telefoni che sono stati aperti anche dai soci del coordinamento Don Torta e tutto il resto verranno sicuramente, cercheremo di amplificare questo tipo di questioni, cercando di non fare allarmismo né scandalismo né pietismo, perché anche l'altra questione secondo me in questo caso è il rischio è questo. Ma è fondamentale mantenere saldo e attento il discorso, perché se domani, quando arriverà Atlante, sto superando i limiti? Ah, no. Vede che io parto e vado. Quando arriverà Atlante il problema sarà di nuovo chiudere la saracinesca, abbassare l'attenzione e far ritornare questo mondo nei suoi salotti ovattati. Se noi faremo questo e perderete anche la possibilità voi clienti e noi delle informazioni di continuare a informare con attenzione e anche di, se vogliamo, ribellarci rispetto a quello che accade, quindi anche chiedere indietro i soldi che abbiamo perso ingiustamente in moltissimi casi, lì sarà il vero fallimento ed è lì la battaglia. Quindi secondo me la battaglia vera inizia oggi. Grazie. Do la parola subito al dottor Frisson per una riflessione etica della Caritas Vicentina. Sì, approfitterei, ho visto arrivare il dottor Dalmaso, se vuole già accomodarsi, visto che dopo toccherà a lui. Intanto grazie dell'invito, dell'opportunità, mi presento velocemente. Io sono qua in veste di volontario Caritas, lavoro nella Caritas diocesana di Vicenza e quindi mi concentrerò soprattutto sull'aspetto che riguarda questa provincia e quindi sulla Banca Popolare di Vicenza. In Caritas segue un progetto che si chiama Strade, che sta per Servizio Territoriale a Relazione di Accompagnamento nella difficoltà economica, quindi un servizio Caritas rivolto al disagio economico, e siamo collaboratori del servizio Inoltre, del progetto Inoltre, per i casi che ci riguardano insieme. Oltre ad essere volontario Caritas, svolgo un lavoro, sono dipendente bancario, dipendente di Veneto Banca, e lavoro dipendente di Veneto Banca da 2 anni, ma questo per la cronaca. E lavoro nell'ufficio crediti deteriorati, crediti ristrutturati, e quindi ho molto a che fare con le aziende in crisi. Ma procediamo. Proporrò una griglia di lettura della realtà di quanto è successo. Quanto è avvenuto solleva vari interrogativi: come è potuto succedere, chi ha sbagliato e adesso cosa fare. Per tentare di dare una risposta pur parziale a tante domande propongo appunto un'analisi che serve uno schema secondo 2 prospettive, come vedete. Inizialmente svolgerò alcune valutazioni di tipo micro, intendendo con questo riferite a singole persone e famiglie. Successivamente proporrò alcune considerazioni di tipo macro, ossia riguardanti più vaste istanze economiche e soprattutto sociali. Con tutto ciò si vorrebbe proporre una griglia di lettura della realtà al fine di evitare, per quanto ci sarà possibile, evitare il ripetersi di esperienze economico-finanziarie così negative come quelle avvenute nel Vicentino negli anni scorsi, così traumatiche direi, ripetendo l'espressione della dottoressa Laugelli.
Vicende peraltro tutt'altro che concluse, di cui stiamo comprendendo la portata in questi ultimi mesi. Ok, come sappiamo partiamo da qua. Il Dipartimento delle Azioni Popolari Vicenza ha inciso su circa 120.000 azionisti, sia impoverendoli dal punto di vista economico, sia affliggendoli dal punto di vista psicologico. Sono stati approntati alcuni strumenti al fine di fornire un supporto concreto a queste situazioni di disagio micro, personale, familiare. È stata valorizzata quindi la rete inoltre, che in provincia di Vicenza può contare sulla forte partnership con Caritas. Nel momento del bisogno, vediamo, è nata questa collaborazione. Qui ricordiamo il numero verde lì inoltre, e espongo brevissimamente l'attività fatta da Caritas senza leggere tutti i numeri. Limito a leggere la prima colonna. I nomi dei servizi che prestiamo sono abbastanza indicativi: sostegni di vicinanza, fondo straordinario di solidarietà, centri di ascolto e accompagnamento, affitti sociali sicuri, che nell'arco degli ultimi anni hanno consentito in totale di aiutare circa 36.500 famiglie e di erogare importi per circa 4.700.000 euro. Mi soffermo in particolare sul servizio microcredito, che nell'arco di questi ultimi 10 anni ha aiutato 1.200 famiglie erogando 2.600.000 euro di finanziamenti, di microfinanziamenti, con un tasso di restituzione dell'86%. Un minuto lo spendo su questo numero, intanto per dire che a noi piace chiamarlo tasso di restituzione, e troviamo giusto soprattutto chiamarlo tasso di restituzione, adottando questo termine anziché quello usualmente adottato a livello bancario, cioè il tasso di insolvenza, che sostanzialmente è il complemento a 100. Quindi questo 86% implicitamente riferisce ad un tasso di insolvenza di circa il 14%. Però è un tasso di restituzione perché è il fatto e la dimostrazione che le persone che sono state aiutate tramite finanziamenti di importo ridotto e soprattutto concessi a persone che erano state rifiutate dal sistema bancario o sarebbero state rifiutate dal sistema bancario, ecco, adottando un certo tipo di approccio che, per semplificare mi limito a dire di ascolto e relazione con queste persone, si può arrivare ad avere appunto un tasso di restituzione dell'86%. Mi accingo a terminare l'analisi di tipo micro sollevando l'istanza antropologica che deriva da questa brevissima elencazione di servizi anche svolti, ed è la solidarietà. Avevo ovviamente preparato precedentemente, ma calza a pennello con discorsi già fatti, uno dei modi di essere solidali anche in queste occasioni può essere quello di predisporre dei percorsi formativi. Questo è un esempio, un caso pilota già effettuato di un percorso formativo svolto in un comune della nostra provincia, volto a cercare di prevenire le problematiche tipo quelle nelle quali oggi ci troviamo a dibatterci, grazie a un corso di educazione finanziaria rivolto ai cittadini comuni, riteniamo si possa appunto arrivare ad affrontare e soprattutto ad evitare il ripetersi di queste situazioni. Passiamo a valutazioni sociali. Lettura della situazione. Probabilmente molto di ciò che è successo lo si può inserire nella categoria del prevalente in un mondo nel quale prevale una disuguaglianza che è frutto di avidità. E qui su questa disuguaglianza frutto di avidità porto un esempio che va fuori dalla nostra provincia, fuori dalla nostra regione, fuori dalla nostra nazione e arriva in Gran Bretagna. Qui sono elencati gli stipendi medi del 2010, quindi all'inizio della crisi, la crisi già iniziata, gli stipendi medi in quella nazione
espressi in sterline, ma ai nostri figli possiamo considerarli sostanzialmente equivalenti agli euro. La paga media nel 2010 di Gran Bretagna era di 25.900 sterline. Un addetto alle pulizie nell'anno mediamente percepiva 7.200 euro, un infermiere 26.000, un insegnante 34.000, un poliziotto 38.000, un manager pubblico 124.000 sterline, un ufficiale dell'esercito 151.000, un consigliere ministeriale 163.000. Un amministratore delegato di società quotata alla Borsa di Londra in quell'anno mediamente ha incassato 4.200.000 sterline. È evidente che questo è un problema di disuguaglianza, un problema probabilmente in molti casi anche di avidità. Riecheggiano le parole di un grande capitano di industria italiano del Novecento, Adriano Olivetti, che diceva: nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di 10 volte l'ammontare minimo, l'ammontare dello stipendio minimo. È facile fare il calcolo in questo caso: 4.200.000 rapportati ai 7.278 dell'addetto alle pulizie equivale a 577 volte. Allora, io non so se 10 volte è un numero giusto, ma so senz'altro che 577 volte è un numero sbagliato. E vorrei soffermarmi un secondo ancora su questo numero per dire questo. Senz'altro 4.200.000 è un numero spropositato, elevato, ma anche 7.200 è un numero basso, e per migliorare quell'indice è molto utile anche alzare la parte bassa, alzare il denominatore. E andiamo avanti. Quella che arriverà sarà probabilmente, ma almeno per me, è quella che considero la slide centrale, e dopo finirò velocemente. Queste considerazioni che ho cercato di sintetizzare ci consentono di cercare di arrivare a delle regole giuste. Il soggetto deputato a applicare, ad adottare soprattutto regole giuste è quello pubblico istituzionale. Quindi credo che sia l'occasione per cominciare a ragionare insieme su quali potrebbero essere future regole che preannuncio già sono paradossalmente molto condivise. E comincio. Introduzione di massimali sensati alla remunerazione del top management. Ecco, questo vale anche per le cose che elencherò dopo, ma per prepararmi a questa presentazione ovviamente cercavo dei supporti anche per vedere se la mia è un'idea un po' isolata. Devo dire che non passa giorno in cui non trovo sul giornale soggetti particolarmente titolati e soggetti anche interessati direttamente e che vengono toccati direttamente da regole di questo tipo, che propongono regole di questo tipo. Quindi passiamo al secondo esempio di normativa possibile: obbligo del ricambio frequente degli organismi di governance e di controllo. E anche qui vale quanto sopra, cioè questa sensazione che sia opportuno un ricambio frequente degli organismi di controllo e di governance è particolarmente sentita dalle stesse persone che operano in questo mondo. E dico una cosa di più sugli organismi di controllo. Come sappiamo si pone il problema chi controlla i controllori, tanto più nel momento in cui il controllore, e prima ne sono stati citati di tipo istituzionale, sono stati citati Banca Italia e Consob, ce ne sono anche di controllori interni, tipo società di revisione o sindaci. Ecco, a volte si dice il problema è il fatto che queste persone vengono pagate dall'azienda stessa, azienda bancaria, ma capite stiamo parlando di aziende anche non bancarie in realtà in questo momento. Il fatto che vengano pagate dall'azienda stessa è un problema. Per la verità il vero problema è che queste persone vengono scelte, questi soggetti vengono scelti dall'azienda, non tanto che vengano pagati dall'azienda. Quindi probabilmente anche in questo senso è opportuno un ripensamento di natura istituzionale. 3.
incentivazione delle performance sostenibili nel tempo sia per l'impresa che per i lavoratori. Come sappiamo, uno dei problemi del mondo economico nel quale viviamo è l'eccessiva attenzione agli obiettivi di breve o brevissimo periodo. 4. Blocco dei conflitti di interesse, con divieto effettivo ad assumere decisioni per scopi estranei all'azienda, mi verrebbe da dire all'azienda bancaria. Quinto, e finisco, presidi contro eventuali tentativi di inserimento della criminalità organizzata in aziende in crisi. Questa è una cosa di cui onestamente non ho sensazione, ma a livello di attenzione trovo opportuno sollevare appunto l'attenzione, perché nei momenti di crisi è sempre possibile che si insinuino soggetti che hanno fini non corretti. E finiamo. Istanze antropologiche. Tutto paradossalmente, fortunatamente, ci porta a concludere con un'espressione di fiducia, perché credo nel momento in cui diveniamo consapevoli, nel momento in cui prendiamo coscienza della realtà nella quale ci troviamo, troveremo anche la forza per superarla, per migliorarla, per adottare regole migliori e quindi per guardare con più fiducia appunto al futuro. Adesso leggerò 3 pezzi, i primi 2, essendo qui in veste Caritas, non possono che essere dei nostri pontefici. Benedetto XVI, Caritas in Veritate, testo enciclica del 2006, quando partivamo col microcredito. La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. E ovviamente il nostro Francesco, nell'Evangelii Gaudium, più recente, la crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica, la grave mancanza di un orientamento antropologico riduce l'essere umano ad uno solo dei suoi bisogni, il consumo. E questa è la penultima slide. Se rileggiamo le parole che prima ho descritto e le rileggiamo non più in colonna come ho fatto finora, ma per riga, possiamo fare questa considerazione. Passiamo dal negativo al positivo. La lettura della situazione parte a livello micro dal deprezzamento delle azioni bancarie e a livello macro dalla disuguaglianza, frutto di avidità. Esistono però degli strumenti per affrontare il bisogno, alcuni già attuati, ripeto, la rete inoltre, alcuni potenziali, alcuni anche già attuati, e voglio ricordarlo, per esempio l'obbligo di legge di trasformare le banche in società per azioni, che ha permesso di togliere la polvere dal tappeto sotto il quale è stata nascosta per numerosissimi anni, troppi anni, o per esempio il Fondo Atlante, che alla fin fine consente di non far morire 2 importanti banche che vivono nel nostro territorio e che aiutano a vivere il nostro territorio. Più certamente non è finito qua, ci sono altre 5 regole, io le ho almeno indicate in questo numero, ma ce ne possono essere tante di più, tante di meno, che potrebbero aiutarci. E per quanto riguarda le istanze antropologiche, rimanendo a livello micro, constatiamo che comunque una solidarietà c'è, come Caritas dei servizi ci sono, ovviamente sono a servizio anche dei piccoli azionisti, che venissero toccati a livello anche di, come si può dire, arrivare alla soglia della povertà, qualora certi casi fossero di questo tipo, e a livello macro la fiducia, ripeto, perché la consapevolezza della situazione nella quale ci troviamo ci consentirà di uscirne. E finisco con la domanda che è quella iniziale, sostanzialmente: quale futuro? E riporto un brano del Nobel dell'economia del 2001, Stiglitz: abbiamo permesso ai mercati di modellare la nostra economia e nel frattempo di contribuire a modellare le persone e la società. È venuto il momento di chiederci se sia davvero quello che vogliamo. Va bene, su questa domanda ovviamente il ringraziamento diventa anche un auspicio. Grazie a tutti per l'attenzione.
attività per azioni. Il suo intervento ha come titolo Principi, regole e valori per una finanza al servizio della comunità. È il termine che abbiamo, dottor Dalmaso, oggi utilizzato di più. Le passeremo poi alla ricerca, grazie. Grazie a voi. Sto seduto anche perché stamattina mia figlia mi ha spatecato la Nutella qua sulla camicia, tenendola chiusa mi sento un pochino a disagio. Allora, al di là del titolo della presentazione, che è tremendamente altisonanze, io in realtà vorrei raccontarvi un'esperienza e delle riflessioni che ho maturato a valle della mia come dire, attività professionale. Avanzi, al di là del gioco di parole, l'hai trovata? È la prima, guarda, il PDF. Avanzi è una piccola società di ricerca e di consulenza che opera a Milano ormai da molti anni, da quasi 20 anni, e si è sempre occupata di temi legati alla sostenibilità dello sviluppo e alla responsabilità sociale delle imprese. E in questa nostra attività naturalmente abbiamo affiancato molte imprese, grandi o piccole, nella definizione di politiche e di strategie di sviluppo sostenibile. E quindi i temi di cui oggi abbiamo parlato incrociano con una certa frequenza il nostro lavoro, e quindi dicevo proprio per questo, a valle di questo bagaglio di progetti che abbiamo realizzati, qualche idea me la sono fatta. Tra l'altro ho anche nel 2001 fondato un'associazione che si chiama Forum per la Finanza Sostenibile, che appunto si pone l'obiettivo di promuovere nella comunità finanziaria italiana una cultura della sostenibilità che permetta l'integrazione degli elementi, grazie, ambientali e sociali in tutti i processi. Come dicevo, molti dei temi che tocco sono già stati citati, è inevitabile, insomma cerco di farne un po' di sintesi. Allora, la prima sollecitazione, il primo stimolo che mi propongo, ho fatto qualcosa che non dovevo. Ecco, lo sapevo io. Vabbè, è questo libro di Guido Rossi. Guido Rossi, qualcuno forse l'ha sentito nominare, è un giurista piuttosto famoso, è stato credo il primo presidente della Consob, molti lo ricordano perché era il commissario della Federazione del Calcio quando abbiamo vinto i mondiali. Peraltro anche la Federazione Gioco Calcio era passata attraverso uno scandalo piuttosto importante. E questo libro secondo me è utile non tanto per quello che c'è scritto, perché in realtà non è particolarmente illuminante, però secondo me ha azzeccato un titolo strepitoso: il conflitto epidemico, perché in realtà i temi di cui parliamo oggi sono immanenti al nostro sistema economico, cioè sono tipici del nostro modo di generare il valore, il modo in cui le imprese e le organizzazioni in generale sono concepite, gestite, controllate, alimentate, si porta dietro quasi inevitabilmente una serie di conflitti che è estremamente difficile risolvere. Per questo ho detto è un problema maledettamente complicato. Noi oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza, peraltro non nuova, ahimè, è capitata tante volte in termini molto simili, temo capiterà ancora, proprio perché questo sistema è come dire, ontologicamente generatore di conflitti, e in questi conflitti spesso vince il più forte, vince chi ha più potere, che è un potere di conoscenza, di informazione, e che quindi utilizza queste, che vengono chiamate tecnicamente le asimmetrie informative, cioè il fatto che io so delle cose che tu non sai, per realizzare dei comportamenti opportunistici, quindi di massimizzazione del vantaggio personale a scapito del vantaggio collettivo. Il termine fiducia, ecco, io ho tra le mie tante paranoie, cioè anche quella dell'etimologia. Mi piace da morire scavare nell'etimologia delle parole, credo che le parole siano delle miniere e che se le usassimo con più cautela probabilmente gestiremo anche con maggiore attenzione il significato che si portano dietro, no? Oggi spesso è stato citato
anche da Crema il tema della fiducia. Ecco, fiducia è importante nei mercati e in generale nella vita collettiva, ha a che fare con il significato è quello di cordicella, quindi è la cordicella dello strumento musicale, è una cosa che appunto quando vibra in armonia con altre genera musica, quando si rompe non genera niente, con la peggiore delle ipotesi genera un rumore. È un legame, quindi, è un rapporto che tiene insieme gli attori di una comunità, di una società, e che quando si rompe naturalmente distrugge capitale. La fiducia è un elemento fondamentale del mercato perché abbassa i costi di transazione. Se due persone si fidano hanno una facilità di scambio che è molto maggiore rispetto a quando due persone non si fidano. Quando due persone non si fidano hanno bisogno di contratti, supercontratti, avvocati, supercontrolli, eccetera, eccetera. E infatti nei paesi in cui il capitale di fiducia è più alto, tipicamente è più bassa la massa di regole formali che è necessario mettere in campo. Quindi la fiducia è il fluidificante nel mercato, è quello che rende le transazioni possibili a costi accettabili, si può arrivare anche al livello a cui la transazione non è più possibile, perché il costo del controllo è talmente alto da non rendere più conveniente lo scambio. E quando la fiducia viene meno, appunto, altra parola già citata è quella di tradimento. Anche tradire è una parola interessante, significa in qualche modo trasportare, no? E ha a che fare col fatto che il traditore è quello che consegna un bene, la città, la bandiera, il vessillo, al nemico. E non a caso Dante mette nel girone più profondo dell'inferno i traditori. In realtà oggi abbiamo incrociato diversi vizi capitali, no? La malizia, l'avidità, eccetera, eccetera. Però ecco, chi tradisce, chi si fida, sta nel girone più profondo dell'inferno, proprio perché la distruzione del capitale sociale è un male di proporzioni inenarrabili per una comunità. Quando in una comunità non c'è più fiducia, non c'è più scambio, non c'è più transazione. Allora, di fronte a un problema che evidentemente è noto da tempo, appunto, dai tempi di Dante, ma dai tempi di Giuda e prima ancora di tanti altri, come mai queste cose continuano a succedere? Io ho riportato la prima pagina di un giornale dei primi del Novecento, uno dei primi scandali dell'Italia unita, la Banca Romana, fu coinvolto anche Giolitti, il Presidente del Consiglio del tempo. Ma come dire, è un filo rosso che in realtà attraversa un po' tutti i settori economici, no? Enron, Parmalat, ma ce ne sono stati a sfare. Il sistema Ponzi, altro modo di chiamare la catena di Sant'Antonio, è un sistema di truffa che esiste nei mercati non solo finanziari da secoli. Quindi questa tendenza ad approfittare delle situazioni di vantaggio informativo è una tendenza diffusa in tutto il sistema economico e che attraversa tutti i settori. È particolarmente forte nel settore finanziario perché il settore finanziario essenzialmente scambia fiducia, cioè mentre in altri mercati, no, quello, non mi ricordo chi ne parlava, delle automobili, no, quando compriamo un'automobile abbiamo un bene di cui conosciamo le caratteristiche e quindi siamo più propensi a valutarlo per le sue caratteristiche intrinseche di bene. Quando parliamo di finanza parliamo di beni immateriali in cui essenzialmente viene scambiato un atto di fiducia. È per questo che gli scandali finanziari sono più frequenti, perché è più facile approfittare della fiducia altrui, ma è anche perché è più difficile difendersi dalle asimmetrie informative. Questo non ci deve portare al qualunquismo, cioè a pensare che tutte le organizzazioni siano uguali. Ovviamente ci sono delle organizzazioni che sono più propense a cadere in questo tipo di tranelli, però dobbiamo anche riconoscere che questi sono problemi che attraversano tutte le organizzazioni umane, le imprese capitalistiche, ma anche le imprese cooperative. Non più tardi di qualche mese fa ricorderete c'è stato uno scandalo molto grave nel mondo della cooperazione sociale addirittura, ma attraversano anche il no profit, attraversano anche Santa Madre Chiesa, quindi tutte le organizzazioni convivono con questo tipo di problemi.
E per questo dicevo che è un problema dannatamente difficile da affrontare, perché è pervasivo, è, come diceva Guido Rossi, un problema endemico. Altro errore che dobbiamo evitare, quello di pensare che le imprese e le organizzazioni in generale siano dei monoliti, cioè che noi quando pensiamo, che so io, alla Banca Popolare di Vicenza, alla Fiat, a Santa Madre Chiesa, immaginiamo appunto, un soggetto che sia omogeneo in tutte le sue parti. In realtà un'organizzazione, se possiamo usare appunto questa metafora geologica, è più simile a un cristallo, cioè a un complesso di situazioni sfaccettate, a volte contraddittorie. Le grandi organizzazioni convivono con la contraddizione, cioè convivono con il fatto che all'interno, al loro interno, al proprio interno, ci sono pulsioni e tensioni spesso in contrasto le une con le altre. Le imprese sono fatte di individui, sono comunità di individui e ciascuno di questi individui è portatore di interessi che non sono sempre necessariamente allineati con quelli dell'organizzazione. E questo al di là della buona o della cattiva fede di chi coordina, di chi gestisce, di chi comanda un'organizzazione. Una volta ho avuto l'opportunità di parlare con l'amministratore delegato di una grande banca che era stato messo a quel posto in una situazione abbastanza simile a quella in cui oggi si trova Popolare Vicenza, cioè a valle di una gestione, di una mala gestione che aveva portato la banca molto vicina al fallimento. E io gli chiesi: ma com'è possibile che nonostante i controlli interni, nonostante i controlli esterni, nonostante le regole, le procedure, i codici, sia successo quello che è successo? Lui mi ha detto: guarda, in questa banca c'erano il 99,9% delle persone che erano in perfetta buona fede, che non avevano la minima idea di quello che stava succedendo. C'erano forse 40 o 50 persone che per i motivi più vari sapevano o avrebbero dovuto sapere e hanno finto di non sapere, o comunque hanno trovato più conveniente non agire, e c'erano meno di 10 persone che avevano un interesse molto forte a fare quello che poi hanno fatto. Questa è una cosa che deve farci riflettere. Una minoranza ben organizzata e con degli interessi molto forti e molto coesi è capace di guidare una organizzazione molto diffusa. Questo è il motivo per cui, per esempio, le dittature reggono a volte molto a lungo. Questo è il motivo per cui è difficile riformare la disciplina dei tassisti, perché quando c'è una minoranza che ha un interesse vitale in gioco ed è ben organizzata ed è internamente coesa, è capace di trainare una moltitudine che ha un interesse diffuso e generico. Gli azionisti di una banca possono essere anche centinaia di migliaia, però singolarmente presi hanno un interesse marginale rispetto a quello che la comanda e la coordina. E quindi di fatto è estremamente difficile, anche in presenza di sistemi di controlli sofisticati, arrivare a avere la piena contezza di quello che sta facendo chi in quel momento comanda l'organizzazione. La contraddizione tra interessi individuali e interessi collettivi a volte, come dire, è dettata anche da fattori casuali, da fattori contingenti. Quello che appunto tiene famiglia, quello che vuole fare carriera, quello che si ritiene amico di quell'altro, quello che spera che non facendo certe cose o facendone altre avrà dei benefici diretti, quello che è vicino alla pensione e che quindi non vuole mettere in gioco una carriera di onorato servizio. Ci possono essere mille motivi per cui all'interno di un'organizzazione anche chi ha il potere o il dovere di fare delle cose si trova poi nella situazione, nella decisione di non farlo. Questo peraltro accade sia dentro le organizzazioni ma anche al di fuori delle organizzazioni, quindi al di fuori dentro delle imprese ma anche al di fuori delle imprese. Prima abbiamo parlato del mondo dei media,
quindi quanto questo conflitto epidemico in realtà coinvolga anche chi dovrebbe controllare, no, le imprese. E noi sappiamo che anche all'interno del sistema dei media ci sono dei conflitti, delle cointeressenze, delle convergenze di interessi non sempre completamente trasparenti. Questo come dire, è un fatto della vita con cui dobbiamo fare i conti, senza pensare che ci siano scorciatoie. Un altro dei dilemmi, che già è stato citato, è quello tra il breve e il lungo termine, che ha molto a che fare con quello di cui parlavo prima, cioè con gli interessi individuali contrapposti agli interessi collettivi, anche intesi come dell'organizzazione stessa, cioè i singoli che hanno posizioni di potere più o meno grandi possono avere degli obiettivi immediati che confliggono con gli obiettivi di continuità dell'organizzazione. L'impresa teoricamente punta alla propria continuità nel lungo termine, ma in realtà questo lungo termine è fatto di somme di brevi termini, e questi brevi termini possono essere, come dire, appropriati da singoli che hanno dei motivi per massimizzare in quel particolare momento, in quelle particolari circostanze, un vantaggio individuale rispetto a un vantaggio collettivo. Altro problema, quello del cosiddetto politically correct. Le imprese tendono a mostrare la frutta migliore, e alle imprese piace sentirsi dire quello che le persone si aspettano che dicano. Questo è il motivo per cui strumenti tipici dei temi dei mondi di cui parliamo, i bilanci sociali, i codici etici, cioè tutti quegli strumenti in cui le imprese si raccontano per il valore sociale che dicono di creare, che spesso creano effettivamente, sono degli strumenti che spesso si risolvono in un esercizio puramente retorico. Questo peraltro, come dicevo anche prima, non vale solo per le imprese perché sono brutte e cattive, vale per qualsiasi tipo di organizzazione. Cioè anche al di fuori dell'impresa c'è il tentativo di creare una retorica, no, di alcuni mondi. Il concetto di banca popolare, lo dicevi correttamente tu, è stato per anni oggetto di una retorica che ne ha fatta un'apologia. Quest'idea della democrazia, no, di una testa, un voto, la partecipazione, diciamoci la verità, in molti casi era puramente fittizia ed è diventato l'alibi attraverso cui delle minoranze ben organizzate hanno saputo imporre a delle maggioranze disorganizzate il proprio tornaconto. Io credo che la trasformazione in SpA e forse anche la quotazione in borsa non sia la causa del dissesto, è casomai il contrario. Come dici tu, ha fatto emergere un problema che era sopito, ha tirato fuori la polvere che era stata nascosta sotto il tappeto. Ma mi viene a pensare, qui azzardo un'opinione, che la borsa, con tutto il male che si può dire dei mercati, non avrebbe mai apprezzato 30 euro e passa o 60 quanto è arrivata d'azione una banca come la Popolare di Vicenza. Quello era effettivamente il frutto di un abuso di posizione derivante appunto da asimmetrie informative e da scarsa trasparenza, che solo in una situazione di democrazia fittizia poteva realizzarsi. Tornando a noi, dicevo, il tema dei valori etici rispetto a quelli effettivamente praticati è un problema tipico non solo delle organizzazioni di impresa, di tutte le organizzazioni, e non solo italiane. Come dicevo prima, quanto più forte è il legame etico, i vincoli etici che governano le relazioni tra gli attori, tanto minore è il bisogno di regole formali. Noi abbiamo bisogno di contratti complessi quando non ci fidiamo gli uni degli altri. Sappiamo che i contratti, per quanto complessi siano, i contratti, le leggi, i regolamenti, per quanto complessi siano, non esauriscono mai la complessità di una relazione. I contratti sono per definizione incompleti. Però più sono completi, cioè più sono complicati, anzi, più esprimono un tasso di sfiducia
degli attori tra di loro. E spesso il rischio è di voler risolvere il problema della mancanza di fiducia aggiungendo ulteriori regole formali, aumentando il volume dei questionari Consol, facendo firmare più carte, aumentando il livello dei controlli, eccetera, eccetera. Questo secondo me è una strada senza uscita, come dire, è l'epidemia allo stato pandemico. Il tema che abbiamo di fronte è un tema complesso perché ha a che fare con la cultura dell'organizzazione. Un amico analista, uno che si occupa appunto di fare valutazioni societarie, mi ripete sempre: la cultura d'impresa, la strategia se la mangia a colazione, cioè per dire che per quanto articolato sia lo sforzo di un manager nell'orientare un'organizzazione, la inerzia rappresentata dalla cultura d'impresa, cioè da quel complesso di abitudini, di regole non scritte, di modi di fare, è talmente forte che cambia con tempi estremamente lunghi. Non possiamo pensare che con una bacchetta magica, con uno schiocco di dita, si possa cambiare una cultura organizzativa, e chiunque abbia lavorato in un'organizzazione pubblica, privata, grande o piccola, lo sa che cos'è una cultura organizzativa. Uno può lavorare in una scuola, in un ospedale, in un tribunale, in un'impresa piccola, grande. La cultura di un'organizzazione è una cosa che si percepisce immediatamente, e sappiamo anche quanto più forte una cultura organizzativa sia rispetto ai sistemi di regole formali. Quindi pensare di cambiare un set culturale aggiungendo ulteriori regole formali e senza agire sui motori profondi che indirizzano l'azione delle persone è, a mio avviso, velleitario. Detto questo, e arrivando poi alla fase più propositiva, perché mi piacerebbe che comunque uscissimo da questa riflessione con voglia di fare e con voglia di guardare avanti. Henry Ford diceva: non limitiamoci a guardare di chi sono le colpe, il che non significa dimenticare che qualcuno ha avuto delle colpe, ma cerchiamo di trovare dei rimedi. Allora, a me ne sono venuti in mente alcuni, altri sono stati citati e devo dire che li ho trovati molto pertinenti. Uno è il tema della leadership. Noi abbiamo bisogno di leader, che si facciano portatori di valori che non sono semplicemente quelli della massimizzazione del profitto, sia del profitto di impresa sia del profitto individuale. Abbiamo bisogno di leader che si facciano carico di responsabilità e di bisogni collettivi. I leader, come dicevo prima, da soli non bastano, ma sono la condizione necessaria per il cambiamento. Io credo che il cambiamento, come dice l'antico proverbio inglese, richieda l'uso del bastone, della carota e dei sermoni. Quindi un sistema di incentivi, di punizione e di un cambiamento culturale diffuso. Il che ha a che fare con un altro tema che mi piacerebbe toccare, e che è quello del giudizio morale. Anche qui la parola bandito deriva da bando, perché l'esilio, no, veniva comminato attraverso gli editti nella pubblica piazza, quindi col suono delle trombe e tutto il resto. Quindi il bandito è quello che viene espulso dalla comunità. Ecco, secondo me noi tutti dovremmo sforzarci di assumere una cultura della legalità che non valga solo nei confronti dei grandi peccatori, ma che valga nei confronti di tutti. Non esistono delle cose un po' vietate e altre cose un po' meno vietate. Tutti noi dovremmo assumere come cifra distintiva del nostro essere comunità il rispetto delle regole, la lealtà fiscale. Tutti noi, a nessuno piace pagare le tasse, però sappiamo che è giusto pagare le tasse, e forse dovremmo anche avere la forza di dire a chi non ti fa lo scontrino che sei un ladro, perché chi evade le tasse è un ladro, è un furto. Allora tutti noi dobbiamo richiamare noi stessi prima di tutto, oltre agli altri, a un rispetto delle regole sostanziali e formali più rigoroso, e dobbiamo anche avere la forza di espellere dalla nostra comunità
non per farne un problema di stigma personale, ma per segnare la distanza chi di questa fiducia ha abusato. E devo dire non è così frequente. Sui media spesso vediamo anche manager che hanno distrutto interi capitali, non solo sociali ma anche azionari, che comunque imperversano come personaggio del mese. Ecco, questo è una cosa che francamente dà un po' fastidio. Sul tema dei controlli qualcosa è stato detto. Io francamente non credo che aggiungere ulteriori livelli di controllo sia di per sé una soluzione sufficiente, no? Anche qui l'etimo della parola controllo ci aiuta, significa avere un registro di controllo, un registro di verifica, no? Roll, in francese ruolo, è il rotolo della legge. Averne un controruolo, cioè avere uno strumento che ci consenta di bilanciare le informazioni che riceviamo, è uno strumento indispensabile per essere ragionevolmente certi che le persone con cui abbiamo a che fare stiano giocando pulito. Ma non è solo un problema di controlli formali di organismi deputati allo scopo, perché come hai detto correttamente tu, anche i controllori sono parte del conflitto epidemico di cui al libro di Guido Rossi. Io credo che l'unica soluzione sia, diciamo, un contributo importante alla soluzione lo possano dare i controlli diffusi, cioè i cosiddetti watchdog, i cani da guardia. Tutti noi dobbiamo essere più attenti, più attivi, meno passivi, meno disposti a prendere per buono le informazioni che ci vengono date. È vero quello che diceva Crema, c'è un overdose di informazioni che ci rende difficile discernere, mettere in ordine, capire quali sono le fonti credibili da quali non lo sono. Ma credo che attorno a dei corpi intermedi, attorno a dei soggetti che aggreghino la società civile in modo onesto e pulito, si possano ritrovare dei riferimenti utili, importanti, credibili su cui fare leva. E questo porta all'ultimo elemento di cui vorrei parlare, cioè quello della partecipazione. In tutta onestà, come dicevo prima, non credo che la partecipazione a base di risotto assembleare fosse l'ottimo che le cooperative bancarie avessero potuto proporre. Credo che ci siano delle forme di partecipazione più intelligente, più ficcante, più utile, e credo che dovremmo sforzarci tutti di essere cittadini più attivi per non trovarci poi a lamentare di aver visto la nostra fiducia tradita. E questo, secondo me, e questo è l'ultimo tema che vorrei toccare, porta a definire un nuovo sistema di governo societario. Un'impresa, un'organizzazione responsabile dal punto di vista sociale è quella in cui chi gestisce sente di avere dei doveri non solo nei confronti dei proprietari, dei fornitori di capitale, ma sente di avere dei doveri verso una pluralità di altri soggetti che contribuiscono alla generazione del valore. Una qualsiasi organizzazione ha bisogno di capitale economico, ma ha bisogno anche di capitale sociale, di capitale umano, di capitale relazionale, di capitale intellettuale, cioè ha bisogno di relazioni, di conoscenze, di competenze, di entusiasmo, di impegno di idee. Allora, gli azionisti apportano il capitale economico, tutti gli altri apportano le altre forme di capitale, i lavoratori, i cittadini, i clienti, i fornitori. Se un'impresa avesse solo capitale economico fornito dagli azionisti e non avesse le altre forme di capitali, non potrebbe campare. Le altre forme di capitale che utilizzano l'organizzazione sono altrettanto importanti. Però oggi nel governo societario solo chi fornisce il capitale economico ha voce. Il consiglio di amministrazione, gli organi che decidono sono espressione del capitale economico. Ecco, noi dobbiamo cominciare a pensare ad altre forme di partecipazione
che diano voce agli altri interessi che sono ugualmente importanti per la continuità, per la sopravvivenza dell'impresa, ma che non trovano nei processi di governo d'impresa alcuna sede, alcun luogo. Dobbiamo cominciare a immaginare l'impresa, anche l'impresa capitalistica, come un bene collettivo, se non un bene comune, perché sappiamo che quando viene meno produce guai collettivi e non solo guai per gli azionisti, e dobbiamo cominciare a immaginare delle forme di partecipazione strutturata e formale, non volontaristica, che garantiscano una pluralità di voci e una rappresentanza più ampia degli interessi all'interno dei processi che decidono l'orientamento e la strategia delle organizzazioni. Grazie. Grazie. Noi abbiamo finito le relazioni, non sono arrivati contributi con il sistema che vi dicevo prima. Possiamo aprire un po' di dibattito volentieri se qualcuno desidera prendere la parola, altrimenti passo la parola al professor Turchi per le conclusioni e le proposte operative. Il dottor De Silvestri. Volevo dare qualche contributo conoscitivo, il contributo del giurista, perché è una materia estremamente tecnica, quindi chiaramente i nostri amici hanno analizzato con la loro maestria tutti gli aspetti che abbiamo visto, però la materia è estremamente tecnica e quindi è difficile per esempio domandare all'azionista la fiducia è stata tradita e domandare giudizi di valore. È difficile domandare giudizi di valore proprio perché non conosce la materia, per esempio. Il discorso della banca popolare, la parola popolare è trae inganno e in effetti ha tratto in inganno, perché la banca popolare è, perlomeno dagli anni 90, dovrei essere più dettagliato, un'impresa. Il discorso delle banche, la fiducia delle banche, derivava dal fatto che dagli anni 30 in poi le banche erano enti pubblici che garantivano certezza. Lo Stato si doveva sollevare, nel dopoguerra c'era bisogno di stabilità. La stabilità si poteva avere solo con l'organismo pubblico. Quando poi però la ripresa c'è stata, il discorso comunitario, tutta una serie di fattori, le banche pubbliche sono diventate inidonee a gestire in sostanza il mercato del risparmio e quindi sono diventate delle vere e proprie imprese, quindi la banca è diventata impresa. Le banche popolari, la nostra banca popolare di Vicenza, era sì una banca popolare spirito mutualistico, ma era innanzitutto un'impresa che per definizione è in conflitto di interesse con l'utente, quindi nel momento in cui l'utente si presenta in banca a chiedere prodotti della banca è la stessa situazione di chi va a comprare l'autovettura e va a chiedere l'autovettura al concessionario. Lì sta sulla difensiva perché sa che in sostanza non può fare dei paragoni, conosce la materia. Nel nostro caso invece era completamente diverso perché la banca per un certo periodo di tempo, più o meno fino agli anni diciamo 2008, 2009, 2010, sostanzialmente questo conflitto di interessi non provocava danni ai risparmiatori. Quando però la situazione economica è cominciata a degenerare, allora questo conflitto di interessi è stato mal gestito dalla banca, perché sarebbe bastato che tutti ci domandassimo, me compreso, come mai la situazione economica andava deteriorandosi e a fronte di questo deterioramento progressivo il valore delle azioni della banca popolare continuava ad aumentare. È ovvio che c'era qualcosa che non quadrava. Il meccanismo con il quale tutto ciò è potuto accadere è quello che ha spiegato ottimamente l'ultimo relatore che ha passato, ossia la gestione di pochi sostanzialmente riesce a dare un indirizzo. Poi non dobbiamo dimenticare il patologico, se no dimentichiamo quello che in realtà è accaduto, e cioè i white collar crimes, i delitti dei colletti bianchi. Qui bisogna che sia ben chiaro che nella specie sono stati commessi una serie di crimini, di reati che sono gravissimi. In altra circostanza io spiegavo che quando si pensa al concetto di reato
uno così istintivamente pensa ai fatti di sangue, pensa agli omicidi, pensa alle rapine, alla teoria del delinquente nato, l'ombroso, quindi il delinquente è quello che ha dei tratti morfologici, il collo grosso, le labbra sottili, ecco. Chiaramente era una balla cinese. E questi delitti, come sono i delitti contro la pubblica amministrazione, la corruzione, i reati che sono stati commessi dai dirigenti generico, parlo in termini generici della Banca Popolare di Vicenza, sono dei crimini che hanno creato dei danni sociali che vanno ben oltre il danno che può procurare un rapinatore, ma anche uno spacciatore di droga. Voi fate un po' di paragone tra vari tipi di reati e vedrete che i reati che sono stati commessi sono reati che sostanzialmente hanno avuto un effetto sul territorio enorme, un effetto diffusivo pazzesco. Ripeto, degli equivoci che alimentano la materia potrei parlare a lungo. Il concetto di banca del territorio, anche l'ottimo dottore della Caritas che ha parlato, mi sembra che abbia in qualche modo attribuito un ruolo di positività all'intervento del Fondo Atlante. Amico dottor Frisoni, il Fondo Atlante ha fatto una speculazione pazzesca, perché il Fondo Atlante ha comprato sostanzialmente la possibilità di fare banca nel nord-est, in un territorio che è uno dei più produttivi d'Europa, per cui sicuramente ci sarà qui una banca che non si chiamerà più Banca Popolare di Vicenza, quindi la banca del territorio è un concetto del Medioevo, ci sarà sicuramente una banca, bisognerebbe fare il discorso del risico bancario e sapere tutto quello che è alla base di tutti questi meccanismi. Altro flash che voglio dare agli amici che hanno fatto questa accuratissima analisi dal punto di vista psicosociologico è che, ripeto, qualche nozione di base agli intervistati, i media, non può esserci, quindi del tipo azioni collettive, le associazioni di consumatori, la Federconsumatori o le associazioni che pure hanno proliferato nel Vicentino. Le associazioni possono fornire un supporto che bene ci insegnano i nostri amici psicologi, un supporto, come dire, mi sento parte di un problema, quindi avendo il problema con gli altri in qualche modo sono sollevato. Ma quando poi però vado a tutelare i miei interessi e vado a fare una causa, perché così io posso tutelare i miei interessi facendo cause, e qui non è che io per il fatto che partecipo ad un'associazione aumentano le mie chance di tutela. Azioni di carattere collettivo, le class action nella specie non si possono fare perché le class action presuppongono omogeneità di situazioni e sappiamo benissimo, ormai sappiamo tutto, che le situazioni dei risparmiatori traditi sono assai diverse. Ci sono i cassettisti, quelli che hanno ereditato da tempo le baciate e quelli che sono stati costretti a comprare le azioni per avere mutui. Sapete che le situazioni sono le più svariate. Ecco. Quindi azioni collettive non se ne possono fare, si possono fare azioni individuali e qui voglio anche aggiungere un altro concetto, ma mi dovrete togliere la parola perché avrei molto da dire sotto questo profilo. Ecco, un'ultima cosa. Mi sto dimenticando quello che vi volevo dire. Ecco, non si creda che dal punto di vista delle leggi non ci fossero delle leggi che tutelassero i risparmiatori. Voi avete citato Dante, non mi ricordo dove Dante dice le leggi ci sono ma chi può aderle, no? Ossia, a partire dalla Comunità Europea, a partire dagli anni 90, il TUF, il TUB, ci sono comunicazioni Consob in materia di prodotti illiquidi, quali sono le azioni della Popolare di Vicenza. Tutta questa normativa pone al centro dell'operazione bancaria l'investitore. Dice chiaramente una circolare Consob che parla appunto di asimmetrie informative, dice proprio chiaramente l'operatore bancario deve dimenticare la logica del venditore di prodotti perché è in conflitto di interessi istituzionali, quindi deve dimenticare la logica di chi vuol vendere il prodotto, ma deve porre l'interesse dell'investitore al centro dell'operazione, quindi deve in sostanza guardare l'interesse dell'investitore.
E il discorso andrebbe avanti. Il modulo MiFID, sapete cos'è il modulo MiFID? Il modulo MiFID, come è stato realizzato, è un imbroglio colossale, l'abbiamo detto, l'avete ripetuto. Il MiFID è fatto di una serie di fogli che nessuno di noi legge, è peggio delle assicurazioni, nessuno di noi legge tutto quello che c'è scritto nel contratto di assicurazione. La MiFID è veramente, come è stato realizzato, uno strumento truffaldino, perché dire tanto equivale a disinformare, perché la MiFID nel caso di specie potrebbe essere composta solo di 2 domande. A. Lo sai che è un prodotto finanziario rischioso? Prima domanda. B. Lo sai che è un prodotto finanziario illiquido, nel senso che se tu lo vendi con difficoltà oppure non lo vendi? Allora, se i moduli MiFID fossero stati fatti così, non ci sarebbero stati 118.000 risparmiatori traditi. Invece i moduli MiFID sono ben diversi, uno non capisce nemmeno perché ripongono tutte queste domande, conosci Warrants, conosci i derivati. Ecco, l'ultimo, e poi vado via, il livello di incultura finanziaria che c'è in Italia. Un collega giornalista che ha fatto un libro che io ho commentato, Stefano Righi, ha in sostanza classificato l'Italia, ma non l'ha fatto lui, ha preso dati, è a livello dei paesi africani, cioè voi fermate un cittadino, anche adesso che c'è tutta questa grande informazione, ma quale cittadino sapeva, diciamo così, la differenza tra un'azione e l'obbligazione subordinata, le azioni liquide, le azioni illiquide? Non se ne sapeva assolutamente nulla. Ecco, spero di aver dato un piccolo contributo. Grazie. Prima di dare la parola al professor Turchi voglio ringraziare per la presenza, devo dire, dall'inizio fino adesso, l'onorevole Federico Ginato, che è membro della Commissione Finanza della Camera, anche coordinatore per il PD dell'Intergruppo per la Finanza Sostenibile. Grazie Federico. Prego, professore. Per i pro di eroi che sono rimasti, forse alleggia quella sorta di sensazione che bisogna cominciare ora, insomma, a discutere di tutto quello che è stato ascoltato. Quindi ingrato è questo compito nel cercare di chiudere, ma per cercare di chiudere lasciando dei pruriti piuttosto che delle sonnolenze. Siccome personalmente non amo la buona retorica, vorrei provare a chiudere buttando retoricamente non chiamate le provocazioni, però biologicamente si potrebbero dire dei virus che forse possono contaminare. Ma se torniamo per un momento alla relazione, quella che è la relazione sulla ricerca, andiamo alla diapositiva avanti, la prima del ecco. Se noi abbiamo ascoltato la relazione del giornalista, la ricerca dice che i giornalisti concorrono a generare comunità, ma e quindi fanno sì che questo aspetto scusatemi, brifo. I giornalisti concorrono a generare dialogo all'interno della comunità, quindi producono appunto articoli, fanno comunicazioni, eccetera, come abbiamo ascoltato, ma il valore della dialogicità e quindi il valore in prospettiva, il valore dei mass media è meno, e quindi 3,9 e 4,1, è meno, perché il momento dialogico è inferiore, di quello che possono produrre tutte le voci. Quindi, come prima i giornalisti dicevano, l'abbiamo ascoltato, come prima i giornalisti dicevano questo amministratore delegato è grande perché ha portato le azioni da un valore di 3 euro a un valore di 30 euro, adesso i giornalisti dicono che quell'amministratore delegato è un delinquente. Rispetto alla generazione della comunità e allo sviluppo della comunità, questo comporta un abbassamento comunque della comunità. Quindi
dobbiamo stare estremamente attenti, perché il focus di quello che sta accadendo non è la Societas, perché la Societas è stata tradita, ma è la Comunitas, perché è comunque l'unico luogo che può accogliere. Abbiamo ascoltato che fra le varie proposte dobbiamo espellere dalla comunità, per esempio, coloro che infrangano le regole. È stato proposto, diciamo, aumentiamo i controlli diffusi, quelli che vengono chiamati i watchdogs, eccetera. Queste persone non vengono espulse dalla comunità, queste persone vengono espulse dalla Societas, non dalla Comunitas, perché hanno infranto le regole della Societas. Poi ce le ritroviamo nella Comunitas, perché comunque continuano a vivere nella Comunitas. Quindi cosa ce ne facciamo? Come li consideriamo? Quindi non possiamo espellere nessuno nella Comunitas. E queste cose vanno tenute fortemente in considerazione. E quindi il dibattito qui naturalmente si sprecherebbe. Altro aspetto, teniamo conto, come abbiamo cercato di illustrare, che in queste curve, soprattutto in questa, che gli accadimenti fanno sì che le due banche, e quindi tutti coloro che sono coinvolti nelle vicende delle banche, sono comunque al di sotto del punto 6. Quindi noi siamo a rischio di mantenimento del conflitto piuttosto che di riuscire a generare soluzioni che possano aumentare la dialogicità della comunità e quindi della coesione sociale. Perché è stato detto che il conflitto epidemico, il conflitto è ontologico, è stato anche citato, il conflitto non è solo epidemico, il conflitto è ontologico in quanto, e adesso proviamo ad andare a quelli che sono gli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione, fin tanto che noi, scusate, anche qua rifo, gli accadimenti relativamente alle due banche mettono in luce un aspetto centrale, ossia la Societas non riesce a riassumere tutta la Comunitas è comunque porzioni oltre a quello che è la Societas, ultra ius. Si mette in luce questa dimensione fra ciò che è la tutela degli interessi e invece la comunità. La tutela degli interessi appartiene alla società. Il conflitto di interessi è ontologico, non è endemico, è ontologico il conflitto di interessi. Tant'è che ci sono interessi individuali che conflittono con gli interessi collettivi e tutte le cose di cui abbiamo ascoltato, assolutamente condivisibili e dotte. Ma la nostra attenzione, se noi continuiamo a pensare di tutelare gli interessi, questa cosa in quanto ontologica non riusciamo a venirne fuori. La possibilità quindi non è di valutare il valore che si citava prima, quindi il cambio paradigmatico, il cambio epocale, il cambio culturale nell'espressione che è stata detta, non è quella di riuscire a aumentare la tutela degli interessi, è quella di valutare quanto coloro che partecipano delle banche, così come di altre realtà che riguardano la società, quanto contribuiscono alla coesione della comunità, quanto il loro lavoro, le loro azioni contribuiscono alla coesione della comunità, non alla tutela degli interessi, perché la tutela degli interessi viene comunque sempre sfiduciata, proprio perché gli interessi fra di loro confliggono, in quanto aspetto ontologico, non endemico ma aspetto ontologico. La proposta dunque è di considerare la comunità come focus centrale e per poter fare questo dobbiamo passare, e qui ovviamente si confermano le cose che sono state dette, da attori spettatori ad una responsabilità condivisa, ma i mass media non possono dirci prima che sono bravi e dopo che invece sono dei delinquenti, devono educarsi a far sì che non cadiamo in questo errore di considerare prima degli eroi e poi dei delinquenti. Ho sbagliato, ho spezzato non dobbiamo pensare al conflitto, ma dobbiamo pensare al contributo. Quindi quanto ognuno di noi contribuisce, non quanto ognuno di noi persegue i propri interessi, quanto ognuno di noi contribuisce. Quindi gli interessi individuali, non gli interessi collettivi, interessi individuali, obiettivo condiviso. L'operazione che adesso può essere fatta, lo
vedremo fra poco, è quella di far sì che si aumenti l'interazione fra la banca e gli azionisti e i clienti, piuttosto che cercare di ridurla a vedere di ripristinare la tutela dell'interesse che è stata infranta, e quindi a cercare di ripristinare la fiducia. Dobbiamo rimettere in pista e quindi dobbiamo nuovamente far sì che interagiscano gli azionisti, i soci con la banca di riferimento, perché solo così riusciamo a incrementare la coesione sociale e a promuovere appunto la salute di tutta la comunità. Ma questi, detti così in conclusione, visti i prodromi rimasti, possono apparire solo degli slogan. Allora, le linee di sviluppo che inoltre propone in questa sede, facendo tesoro di tutto quello che abbiamo ascoltato finora. Mettere in rete le attività di supporto consulenziale, psicologico, strumentale e di mediazione. La mediazione, per esempio, non è mai stata citata in nessuna sede, se non raramente, come strumento di innesco di relazione fra i soci, gli azionisti, i clienti e la banca. Aprire spazi di mediazione consente di incrementare l'interazione fra tutti questi attori e non invece cercare di ridurli. Quindi inoltre propone queste linee di sviluppo. Intercettare i bisogni delle persone, quindi l'invito è quello di chiamare il servizio in modo tale che questi bisogni non restino delle urgenze. Se non restano delle urgenze, io devo risolvere il fatto che, come abbiamo ascoltato, l'azienda si ritrova improvvisamente con un bilancio in passivo, quando invece aveva un bilancio in attivo perché metteva appunto le azioni a bilancio. Intercettare i bisogni per far sì che non si trasformino in emergenza sociale. Per i grafici che abbiamo visto prima, noi siamo a rischio di trasformazione, che questa diventi un'emergenza sociale. Che gli azionisti, i clienti si trasformino come in una sorta di nuovi migranti che si troveranno ad errare all'interno della regione. Quindi questo è un rischio che abbiamo a disposizione. Una certezza. Prego? Una certezza. Chiedo venia, appunto, ma questi sono mi perdoni, i commenti che ognuno di noi abbiamo cercato di descrivere quello che appunto è accaduto e che può accadere. Si tratta di organizzare le risorse per appunto costruire nuove possibilità di risposta ma anche di gestione. Come è stato accennato, la tendenza adesso è quella di contrapporre l'interesse di chi aveva dato fiducia e l'ha persa nei confronti comunque dell'interesse della banca. Proviamo a fuoriuscire da questa dimensione e troviamo spazi di interazione che finora non pensiamo neanche possibili. Se non facciamo così, lo abbiamo ascoltato dal giurista prima, siamo comunque fritti, siamo comunque perdenti. Quello che inoltre mette a disposizione è un supporto psicologico e la consulenza strategica, quindi far sì che le persone possano essere messe in rete, perché se le persone che hanno subito questo danno, hanno visto violata la loro fiducia, non vengono messe in rete, quindi non vengono messe nella condizione di poter interagire, immediatamente scatta la solitudine, sono da solo io ho questo problema e diventa drammatico, diventa assolutamente drammatico per il singolo. Quindi non è singolo, è un membro di una comunità. Inoltre propone che questo singolo, che se si considera singolo non ha questa appartenenza, invece venga messo in rete perché appartiene comunque alla comunità. Mettiamo a disposizione, inoltre mette a disposizione questa conoscenza di tipo metodologico per creare il coordinamento della rete. Noi stiamo riuscendo a mettere in rete enti che prima invece non dialogavano nemmeno fra di loro, carabinieri, agenzie di presidio del territorio, così come associazioni di consumatori, eccetera. Quindi abbiamo un metodo che mette nella condizione tutti questi enti di poter interagire fra di loro, perché solo così aumentiamo il valore e quindi il contributo alla comunità. È stato citato anche questo, e appunto lo riprendiamo, formare gli operatori dei servizi su quello che riguarda la promozione della salute e intercettare l'urgenza ed emergenza. Quindi siamo a disposizione per riuscire per offrire percorsi formativi, perché la formazione è un aspetto appunto centrale, percorsi formativi in tutti coloro che possono intercettare i bisogni, in tutti coloro che possono intercettare il mal di pancia dei singoli, per poterli confermare che sono membri di una comunità e non sono appunto
delle persone, delle monadi sole all'interno di una società che non c'è nel momento in cui la fiducia manca. Scusate. Quindi l'aspetto, riprendiamo appunto cose che sono già state dette, l'aspetto deontologico, però, e qui perdonatemi, come vedete, sviluppo di competenze finanziarie dell'azionista, è stato citato poco fa dal giurista. Caspita, i giornalisti dove sono per riuscire a metterci a disposizione una serie di elementi per valutare certe cose? Adesso non puoi dirmi quello è un delinquente, dovevi mettermi nella condizione prima di poter essere educato a questo, e qui abbiamo spazi di miglioramento che sono enormi su corsi di alfabetizzazione finanziaria, promozione appunto di cittadinanza attiva, come abbiamo ascoltato dal penultimo, da 2 interventi fa che sono stati appunto citati. Ecco, un punto, appunto qui chiudo, inoltre pone al centro la comunità, ciò che è l'ethos, ciò che è etico, è il contributo che ogni singolo membro della comunità può offrire. Abbiamo un'enorme occasione, pur nella drammaticità, pur nella disperazione che questo che è avvenuto per le banche ha comportato, abbiamo un'occasione per far sì che questo diventi, scusatemi, un elemento per modificare ciò che consideriamo come valore. Il valore non è squisitamente quello finanziario, ma il valore è quello contributivo nei confronti della comunità. Inoltre si mette a disposizione appunto per riuscire a operare questo tipo di trasformazione. È ethos, è etico, ciò che contribuisce, ciò che aumenta la coesione della comunità, non appunto ciò che finora abbiamo considerato come tale. Lascio la conclusione in saluti alla dottoressa Dolgelli. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie a voi che pazientemente avete atteso le ore 18, siamo puntuali. Noi vorremmo avere anche il vostro contributo, il nostro numero verde serve anche per ricevere le chiamate di chi vuole proporsi, di chi vuole proporre, e speriamo, come dice il professor Turchi, che questo momento diventi un grande momento di crescita per tutta la comunità. Grazie.